Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Voto di scambio politico-mafioso, anche Regione e Ministero dell'Interno chiedono di essere ammessi come parti civile nell'inchiesta che vede tra gli altri coinvolto anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione. A Catania arrivano le dimissioni di Giuseppe Reina, direttore sanitario dell'ASP. Il dirigente era stato sospeso per un anno dall'incarico perché indagato per violenza sessuale. Palermo potrebbe essere una villetta contesa, il movente dell'omicidio del magazziniere Stefano Gaglio, fermato il cognato 62enne. Il volume della musica troppo alta in casa si è trasformato in tragedia con un ragazzo accoltellato a Carini, nel Palermitano, 10 persone denunciate per rissa aggravata, il racconto della madre del giovane ferito. Tragedia migranti, il corpo di una ventenne arriva senza vita a Lampedusa su un barchino, i superstiti riferiscono che era caduta in mare, un'altra donna è stata inghiottita dalle onde. Vertice a Roma sui dissalatori in Sicilia, ci vorranno quasi 2 mesi per avere tutti gli impianti a pieno regime. Calcio, Palermo al lavoro per la gara casalinga di venerdì contro il Bari, rosanero per una notte potrebbero essere in solitaria in vetta alla classifica di Serie B. Bentrovati, in apertura parliamo dell'operazione Mercurio, quella che vede tra gli indagati anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione, accusato di voto politico mafioso, voto di scambio. Anche Regione e Ministero dell'Interno chiedono di essere ammessi come parti civile nell'inchiesta. Sentiamo Orazio Longo. I comuni di Catania, Misterbianco e Ramacca, assieme alla Regione Siciliana e al Ministero dell'Interno, hanno fatto richiesta di costituirsi parte civile durante l'udienza per il rinvio a giudizio di 26 indagati coinvolti nell'operazione Mercurio. Operazione portata a termine dai Carabinieri del Rosso con il coordinamento della DDA Etnea e vertente sulla capacità della famiglia Santa Paola Ercolano di penetrare all'interno della pubblica amministrazione per coltivare interessi economici nel settore degli appalti pubblici. Il GUP Fabio Di Giacomo Barbagallo si è riservato di sciogliere le riserve nell'udienza fissata per il 7 ottobre. Intanto i legali del deputato regionale Giuseppe Castiglione, coinvolto nell'inchiesta, stanno valutando l'ipotesi di proseguire il processo con il rito ordinario e non aderire, come faranno altri, al rito abbreviato, fa sapere l'avvocato Salvo Pace. Il deputato regionale presente all'udienza davanti al GUP ha ribadito la sua estraneità con la criminalità organizzata, così come aveva fatto durante l'interrogatorio di garanzia, dopo l'arresto di febbraio, poi trasformatosi nei domiciliari. Le accuse mosse dalla Procura di Catania sono quelle di voto di scambio politico-mafioso. In particolare, secondo gli inquirenti, Castiglione sarebbe stato vicino al clan Santa Paola attraverso un intermediario che gli avrebbe assicurato appoggio elettorale per le regionali del 2022. A supporto delle accuse vi sarebbero anche le intercettazioni di alcuni degli indagati. Tra coloro nei confronti dei quali è stato richiesto il rinvio a giudizio c'è anche il pentito Rosario Bucolo. Di lui però Castiglione dice di averlo incontrato solo una volta senza sapere chi fosse. Così come non poteva venire a conoscenza, spiegano i legali, della eventuale mafiosità di persone a lui presentategli in altri contesti. Si è dimesso da direttore sanitario dell'ASP di Catania Giuseppe Reina, che era stato sospeso dall'incarico perché indagato per violenza sessuale. Desiree Ferlito. Dopo la bufera che lo ha coinvolto, si è dimesso da direttore sanitario dell'ASP di Catania per motivi personali Giuseppe Reina, che era stato sospeso dall'incarico perché indagato per violenza sessuale. Secondo l'accusa, Reina, quando era primario di un reparto nell'ospedale di Paternò, avrebbe tenuto comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura, forte del suo ruolo gerarchico anche durante i turni di lavoro. Il GIP ha ravvisato gravi indizi per uno solo dei diversi casi contestati dalla Procura, quello ai danni di una collega medico-chirurgo che avrebbe costretto a subire atti sessuali. Ieri, sentito dal GIP per l'interrogatorio di garanzia, alla presenza del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, Reina, secondo i suoi difensori, ha risposto a tutte le domande con coerenza. La Procura aveva chiesto al GIP di emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, ma il giudice ha ritenuto sufficiente un'interdittiva della durata di 12 mesi. La Procura però insiste e ha già depositato appello contro la decisione del GIP. Potrebbe essere una villetta contesa il movente dell'omicidio del magazziniere Stefano Gaglio, avvenuto a Palermo. Ad uccidere l'uomo e il cognato di 62 anni. Sarebbero nate liti e gelosie per la villa che il suocero aveva donato alla figlia e moglie di Gaglio. Marco Gullà.
Liti, battibecchi accesi, vecchie scorie, ma soprattutto una villetta contesa a Carini. Potrebbe essere questo il movente che ha portato Giuseppe Cangemi a sparare e uccidere il cognato Stefano Gaglio ieri a Palermo. È una delle ipotesi investigative per fare luce sul delitto avvenuto davanti questa farmacia dove Gaglio lavorava come magazziniere. Dopo un lungo interrogatorio alla squadra mobile di Palermo, Cangemi, 62 anni, è in stato di fermo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della farmacia e di altri esercizi commerciali lo inchioderebbero. Cangemi, inoltre, avrebbe ammesso di avere sparato, consegnando anche la pistola. Tutto sarebbe nato per un vilino a Carini che il suocero avrebbe donato alla figlia, ovvero la moglie di Gaglio. Una decisione che avrebbe provocato malumori e liti tra i due cognati, visto che Cangemi ambiva la villetta. Quindi la furia omicida, 4 colpi di pistola sparati alle spalle del cognato. La farmacia dove lavorava Gaglio è rimasta aperta, nessuno vuole parlare. C'è ancora incredulità per quanto accaduto. Siamo ancora sotto shock, ci racconta il portiere di questo stabile vicino proprio alla farmacia Sacro Cuore. Ci vedevamo sempre e mai un ragazzo che usciva fuori o era nervoso, era sempre educatissimo. È quello che l'ho conosciuto io da tantissimi anni. A morire così è veramente qualsiasi cosa ci sia stata anche in famiglia, dico, si discute, si parla, dico, non ci sono veramente parole. Lo conosco da cliente, dai, venendo in farmacia giustamente quel po' che insomma mi poteva aiutare è sempre disponibilissimo. Poi quelle poche volte che veniva in tabaccheria sempre gentile, cordiale, come siamo noi. Per me è una persona squisita, non posso aggiungere altro. A Carini una rissa tra vicini di casa per la musica troppo alta si è trasformata in un incubo con un ragazzo accoltellato. 10 le persone denunciate per rissa aggravata. Sentiremo il racconto della madre, che è una giornalista, Lorena Dolci. Non solo violenza di strada che dilaga ormai in tutte le grandi città. A Palermo c'è un allarme che riguarda anche la circolazione sempre più semplice di armi clandestine. Un allarme del quale si parla nelle parrocchie di frontiera, fra i volontari delle associazioni nei quartieri più difficili, ma che non riguarda soltanto le periferie. Oltre ai coltelli che ormai almeno metà dei frequentatori della movida portano in tasca come un qualsiasi accessorio, è sempre più facile procurarsi anche armi da fuoco clandestine. L'allarme che tutti condividono ma che nessuno vuole esprimere mettendoci la faccia è partito già da mesi, da quando la lite fra ragazzi problematici di Monreale si trasformò in strage proprio perché comparvero 2 pistole in quella che diversamente poteva restare una rissa fra monrealesi e palermitani con qualche contuso. Ma da allora nulla è cambiato. Ci sono gruppi Instagram dove si possono trovare vere e proprie vetrine di armi di ogni tipo. In passato si poteva ordinare anche con un messaggio in direct, ma da quando la cosa è venuta a galla bisogna essere poi invitati in un gruppo Telegram per ordinare. Ma la procedura resta comunque semplice, chiunque può avere un'arma clandestina senza che nessuno gli chieda nulla. Sono finiti i tempi degli arsenali di mafia, ora tutto è a disposizione di chiunque e questo rende sempre più sanguinari i conflitti di strada, quelli familiari come sembra essere successo ieri con l'omicidio di Piazza Principe di Camporeale, e persino i conflitti di vicinato, condominiali, per non parlare della mala movida o delle semplici liti legate alla circolazione stradale. E a proposito di risse, a Carini la rissa sarebbe scoppiata tra i vicini per il volume della musica troppo alta ed è finita con l'accoltellamento di un giovane. Sentiamo Lorena Dolci. Sono felice che io ho mio figlio, anche se naturalmente traumatizzato dalla situazione, spaventato, anche se ha questi punti addosso, anche se è pieno di dolori e la notte non dorme, anche se tutto quello che possiamo dire, sono felice che oggi lo sto raccontando. Dall'ospedale in cui è ricoverato il figlio di 22 anni, Mary Giammona racconta quella domenica da incubo. Da giornalista di Teleiato mai avrebbe pensato di essere lei e la sua famiglia al centro di un fatto di cronaca. Il figlio accoltellato al braccio e al torace, il marito picchiato, al culmine di una rissa con un gruppo di palermitani che avevano affittato una villetta per l'estate a Carini. Un karaoke, canzoni neomelodiche, tutto quanto, praticamente una sola richiesta, appunto, di spostare la cassa dal mio muro di cinta e metterla più in dentro in maniera tale che loro la sentivano meglio e non la sentivo io. Praticamente è scaturita una inutile rissa che si poteva tranquillamente evitare
e mio figlio è stato accoltellato. In un post su Facebook Mary scriveva: ho visto il sangue che copriva il corpo di mio figlio, ma nessuno è stato trattenuto per tentato omicidio. Oggi quella famiglia, 10 persone tra i 19 e i 61 anni, sono stati denunciati per rissa aggravata, ma sono ancora nella villetta lì accanto. Sinceramente è preoccupato perché se sono stati in grado di fare questo, cosa sono in grado di fare. Però noi abbiamo fiducia alla giustizia e quindi non ci vogliamo pensare. Si allunga la lista dei morti lungo le strade siciliane. L'ultima vittima è di stamattina a Partinico. Nello scontro tra un'auto e un trattore è morto Francesco Dioguardi, di 61 anni, imprenditore di Partinico. Laura Spanò. Tragedia sulla statale 113 Partinico-Alcamo, a perdere la vita un imprenditore agricolo di 61 anni, Francesco Dioguardi. Il sinistro poco dopo le 6 nei pressi dello svincolo per Grisì. La vittima si trovò a bordo del suo trattore quando è avvenuto lo scontro violentissimo con un'automobile di piccola cilindrata durante una manovra di sorpasso non lontano dallo svincolo. Secondo una prima ricostruzione, la macchina, una Fiat 600 guidata da un quarantenne, e il trattore stavano percorrendo la strada nella stessa direzione quando l'automobilista avrebbe tentato un sorpasso azzardato, causando lo scontro, costato poi la vita all'imprenditore, che si trovò al volante del mezzo agricolo che si è capovolto. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indagano gli agenti della Polizia Municipale di Partinico, supportati dai carabinieri che hanno gestito la viabilità. Ancora morti nel Mediterraneo. Il corpo di una giovane migrante è arrivato senza vita a Lampedusa su un barchino. I superstiti hanno raccontato che era caduta in mare. Un'altra donna è stata inghiottita dalle onde. Emanuela Corsi. Aveva circa 20 anni, la migrante giunta cadavere ieri pomeriggio a Lampedusa. È morta annegata. La conferma è arrivata dall'ispezione cadaverica fatta al cimitero di Calapisana. Il suo corpo era nel barchino che la motovedetta della Guardia Costiera ha soccorso e sul quale viaggiavano 63 ivoriani, gambiani, guineani, malesi, senegalesi e sudanesi, partiti da Sfax, in Tunisia. La giovane sarebbe caduta in mare, ma nonostante i compagni di viaggio l'abbiano ripresa, non ce l'ha fatta. Le onde hanno inghiottito un'altra donna, dicono i sopravvissuti, tra i quali c'erano 3 minori. Intanto sull'isola è stata un'altra notte di sbarchi. Nelle ultime ore sono arrivati complessivamente 149 migranti dopo il soccorso di 4 imbarcazioni. Tutti sono stati portati all'hotspot, dove al momento e dopo gli 11 approdi di ieri ci sono 650 ospiti. Pianificato il trasferimento di 301 migranti a Porto Empedocle. Il comune dell'Agrigentino intanto è stato assegnato come porto sicuro alla ONG Louis Michel. L'imbarcazione ha a bordo 26 migranti, tra cui una donna incinta, salvati nel Mediterraneo. L'arrivo è previsto per il pomeriggio. Il nuovo volto della criminalità europea, tra criptovalute e tecnologia, una criminalità che si è unita ed è diventata transnazionale. A Messina la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il Ministro degli Interni Piantedosi, i vertici delle agenzie investigative europee hanno lanciato la necessità di un'azione congiunta tra paesi, di una legislazione europea che combatte la nuova veste delle mafie. Francesco Triolo. Un'azione congiunta, una legislazione univoca a livello europeo per contrastare una criminalità che è sempre più internazionale e che utilizza da tempo le criptovalute, la moneta virtuale che garantisce privacy e soprattutto anonimato. Per questo si parla di cybercriminalità e l'allarme è arrivato dal convegno organizzato a Messina all'Università sulla criminalità nazionale e transnazionale, al quale hanno preso parte anche la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, i procuratori distrettuali di Sicilia e Calabria ed i vertici delle agenzie investigative europee, i rappresentanti delle forze dell'ordine. Sono fenomeni di integrazione sempre più preoccupanti, anche perché si avvalgono in una misura massiva delle nuove tecnologie, ciò che comporta l'uso di tecniche di dissimulazione, di occultamento sempre più difficili da contrastare. Gli appetiti della criminalità sono tanti, dai fondi del PNRR a quelli per il futuro ponte sullo Stretto, ad esempio. Dove ci sono soldi, loro arrivano, e in questo momento il PNRR potrebbe diventare un bottino facile, potrebbe essere un danno così grande che da far tornare indietro di 30 anni la lotta alle mafie. Dagli atti del convegno arriverà un testo da presentare in Europarlamento per rivisitare quindi la normativa del 2008 considerata troppo vecchia rispetto alla corsa alla tecnologia della criminalità.
Le leggi italiane, quello che ha vissuto questo paese, ci ha imparato molto, ci ha insegnato molto e su questo noi facciamo delle leggi per tutta l'Europa. È per questo che voglio prendere con me delle storie, delle vite che sono perse, ma anche della lotta contro il male, perché nell'Europa non abbiamo posto di accettare la criminalità transnazionale e faremo tutto per abbatterla. Bisognerà aspettare ancora un mese e mezzo per avere a pieno regime tutti e 3 i dissalatori realizzati in Sicilia. La situazione dei 3 impianti è stata al centro di un vertice Palermo-Roma. Sentiamo Manlio Viola. Saranno immessi nella rete idrica dal 24 di ottobre prossimo i primi 25 litri d'acqua potabile al secondo prodotti dal dissalatore di Trapani. L'impianto entrerà in funzione il 4 di ottobre per poi immettere acqua in rete a partire dal 20° giorno. La quantità di acqua prodotta crescerà progressivamente per le successive 3 settimane fino ad andare a regime a 100 litri al secondo. È quanto emerso dal vertice in videoconferenza Roma-Palermo fra Protezione Civile, cabina di regia per la crisi idrica e Commissario nazionale dell'acqua sulla situazione dei dissalatori. Per Trapani dunque ci sarà da attendere ancora un mese e mezzo perché l'impianto vada a regime, mentre a Porto Empedocle c'è stato un guasto già riparato e adesso il dissalatore funziona a pieno regime ma solo per 12 ore al giorno. Produce anche quello 100 litri al secondo. Sono in corso lavori di insonorizzazione al termine dei quali l'impianto funzionerà anche di notte senza produrre il rumore che ha fatto scendere lo stop serale o notturno. L'unico dissalatore che funziona senza intoppi sembra essere quello di Gela che produce 100 litri al secondo 24 ore su 24. I dissalatori, ha ricordato il presidente della regione a margine del vertice a cui ha preso parte per il suo conto il dirigente generale della Protezione Civile Salvo Cocina, rappresentano soltanto un tassello che si unisce al potenziamento dei pozzi e delle sorgenti, oltre alla realizzazione di nuovi pozzi, al rifacimento delle condotte con l'eliminazione delle perdite, opere che nel complesso permettono di recuperare oltre 2500 litri di acqua in più al secondo. Arriva l'ok da parte del ministro Salvini perché venga intitolato a Giorgio Armani l'aeroporto di Pantelleria. Il vice premier ha sollecitato l'ENAC affinché possa avviare tutte le interlocuzioni necessarie anche con la famiglia del grande stilista per valutarne la rapida fattibilità. Lo si apprende da una nota del Ministero dei Trasporti. E adesso una breve pausa, a tra poco. Sciopero generale di tutti i lavoratori e le lavoratrici precari del PNRR della giustizia. Sono 12.000 in tutta Italia e tra alcuni mesi il loro contratto a termine scadrà e non potrà essere rinnovato. A Catania, sit-in sotto la sede della prefettura. Simona Mazzone. Un esercito di 12.000 lavoratori su tessuto nazionale. Solo a Catania città sono 600, tra funzionari ufficio del processo, tecnici di amministrazione e operatori data entry. Nella giornata dello sciopero generale, i precari del PNRR hanno consegnato alle prefetture d'Italia un documento indirizzato al governo. Tribunali, corti d'appello e uffici giudiziari schiacciati da gravi carenze di organico con carichi di lavoro ingestibili. La fine del loro servizio, iniziato nel febbraio di 3 anni fa, è prevista per giugno del 2026, dopo alcune proroghe di gran parte dei lavoratori precari. Ma come si è arrivati a questo punto? Non c'è la copertura dei fondi sufficiente per poter stabilizzare 12.000 precari a livello nazionale. E come funzionerà il Tribunale dopo giugno 2026? Funzionerà con i dipendenti a tempo indeterminato ormai diciamo prossimi alla pensione e i tribunali non funzioneranno, si comincerà un'altra volta a riaccumulare l'arretrato e non ci sarà più nessuno che lo smaltisce. Su 12.000 lavoratori potrebbe aprirsi uno spiraglio per la metà, i 6.000 vincitori del concorso interno, che però potranno essere trasferiti in una sede diversa rispetto a dove sono stati già formati. Con il progetto PNRR noi siamo stati assunti soprattutto per abbattere l'arretrato della giustizia e che ovviamente i dati alla mano del Ministero riportano che effettivamente il nostro lavoro l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto anche bene e dopo questo verremo buttati fuori. A Catania dal 19 al 21 settembre, esattamente dalle 7 del mattino di giovedì alle 18 di sabato, saranno eseguiti i lavori di demolizione del cavalcavia situato in corrispondenza del complesso commerciale di via San Giuseppe d'Arena, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'ex Auchan. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di rimozione in totale sicurezza,
L'ordinanza comunale dispone la chiusura completa al traffico veicolare e pedonale del tratto interessato. Adesso una pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, Palermo al lavoro per la partita di venerdì sera al Barbera contro il Bari. Rosanero per una notte con un risultato positivo potrebbero rimanere soli in vetta. Marco Gullà. La vittoria sul campo del Sud-Tirol ha permesso al Palermo di rimanere agganciato alla vetta della classifica. Una prestazione positiva, concreta, pragmatica. La formazione di Inzaghi adesso lavora per il prossimo step, ovvero l'anticipo di venerdì sera al Barbera contro il Bari. Un'occasione ghiotta, il Palermo per una notte può rimanere solo saldamente al comando e spera ancora nei gol di Poyampalo, bomber indiscusso già a quota 3 reti in campionato. Per me è molto importante di continuità. Momentaneo 3 partite, 7 punti, questa bella, ma come arrivo a casa contro Bari solo 3 punti che per me è importante. Il club rosanero intanto nei prossimi giorni dovrebbe perfezionare l'accordo con il difensore Beresischi. L'ok con il giocatore è stato raggiunto da settimane e si attendono solo gli ultimi passaggi per ottenere il via libera definitivo alla conclusione dell'operazione. Sabato prossimo il Catania tornerà al Massimino contro il Sorrento per riscattare la sconfitta di Cosenza. 4 infortunati nell'infermeria rossazzurra. Sergio Colosi. Il rilancio in 3 mosse per mettersi alle spalle il peggior Catania d'inizio stagione, troppo brutto per essere vero, lontano parente di quella macchina perfetta che nelle prime 3 giornate aveva sempre vinto, realizzando 11 reti con Dini imbattuto. A Cosenza è cambiato tutto, squadra lenta e impacciata, poco aggressiva, messa sotto costante pressione da un avversario più determinato. Sabato pomeriggio al Massimino arriva il Sorrento, mercoledì prossimo nel primo turno infrasettimanale derby notturno a Trapani e domenica 28 trasferta a Cerignola. 3 appuntamenti per ritrovare il vero Catania, quello delle prime 3 giornate. La sconfitta di Cosenza è stata esaminata da Toscano, il ritorno in campo part-time del capitano Francesco Di Tacchio e l'inserimento di Gabriel Lunetta, terzo gol dalla panchina e più di un'alternativa, sono le poche note liete di giornata. L'adattamento di Gimenez interno di centrocampo, già provato in passato, continua a non funzionare, ma sabato contro il Sorrento, sconfitto in 3 delle prime 4 gare di campionato, tornerà disponibile Guaini che ha scontato i 4 turni di squalifica. Sotto osservazione in infermeria Lo, il cui recupero contro i campani è improbabile, come quello di Caturano, tempi maggiori per Rolfini e ancora di più per Martic. Questo Catania però ha uomini e panchina per fronteggiare l'emergenza degli infortuni muscolari, che però devono essere attenzionati e dimostrare che Cosenza è stato un passaggio negativo come Crotone in Coppa Italia. Serve uno spirito di squadra diverso e un'atmosfera che soltanto il Massimino potrà creare. Bene, ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata. Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Spaccio di hashish e cocaina, ma anche droga e telefonini in carcere con i droni. A Gela 15 persone in affari con il clan Rinzivillo sono state arrestate dai carabinieri. A Palermo potrebbe essere una villetta contesa il momento dell'omicidio del magazziniere Stefano Gaio, fermato il cognato 62enne. Voto di scambio politico-mafioso, anche Regione e Ministero dell'Interno chiedono di essere ammesse come parti civili nell'inchiesta che vede tra gli altri coinvolto anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione. A Catania arrivano le dimissioni di Giuseppe Reina, direttore sanitario dell'ASP. Il dirigente era stato sospeso per 1 anno dall'incarico perché indagato per violenza sessuale. Altra tragedia dei migranti, il corpo di una ventenne senza vita a Lampedusa su un barchino. I superstiti riferiscono che era caduta in mare. Un'altra donna è stata inghiottita dalle onde.
Vertice a Roma sui disallatori in Sicilia, ci vorranno quasi 2 mesi per avere tutti gli impianti a pieno regime. Per il calcio, Palermo al lavoro per la gara casalinga di venerdì contro il Bari. Rosanero per una notte puntano a rimanere in vetta solitaria nella classifica di Serie B. E in Lega Pro il Catania pensa alla Sorrento per riscattare la batosta di Cosenza. I campani saranno ospiti al Massimino sabato alle 17:30. Ancora una buona giornata, cominciamo il nostro telegiornale con la cronaca, spaccio di hashish e cocaina ma anche droghe e telefonini in carcere con i droni. A Gela 15 persone che facevano affari con il clan Rinzivillo sono state arrestate dai carabinieri. Rita Cinardi. Acquistavano droga in Lombardia e Liguria, ma anche in Calabria e Palermo, per poi trasportare e stoccare lo stupefacente in vere e proprie basi logistiche a Gela, dove veniva distribuito. 15 persone sono state arrestate dai carabinieri per una serie di delitti, tra i quali, oltre lo spaccio di stupefacenti, anche il porto abusivo e la detenzione d'armi, ma soprattutto il favoreggiamento nei confronti del clan Rinzivillo, la famiglia mafiosa di Gela. Alcuni detenuti raggiunti da ordinanza cautelare in carcere avrebbero partecipato alle attività del sodalizio attraverso i telefoni che tenevano nascosti in cella. Nel corso dell'operazione The Wall, attraverso l'intercettazione di conversazioni sull'acquisto di ingenti quantitativi di stupefacenti tra un cittadino albanese pluripregiudicato residente nell'Interland milanese e un ex avvocato del Foro di Gela, sospeso dall'esercizio della professione forense poiché condannato per concorso esterno in un'associazione mafiosa, sono emersi gravi indizi sull'esistenza del gruppo che faceva affari con la droga. I sodali avrebbero anche avuto contatti con il clan Rinzivillo e la famiglia mafiosa di Campofranco per l'acquisto di armi. I proventi illeciti sarebbero confluiti in una cassa comune che veniva chiamata il salvadanaio, utilizzata anche per contribuire al mantenimento dei detenuti o per pagare il manovratore del drone incaricato di recapitare stupefacenti e telefonini all'interno delle strutture carcerarie. Adesso andiamo a Palermo, potrebbe essere una villetta contesa, il movente dell'omicidio del magazziniere Stefano Gaio. Ad uccidere l'uomo il cognato 62enne. Sarebbero nate lite e gelosie per la villa che il suocero aveva donato alla figlia e moglie di Gaio. Marco Gullà. Liti, battibecchi accesi, vecchie scorie, ma soprattutto una villetta con te Saccarini. Potrebbe essere questo il movente che ha portato Giuseppe Cangemi a sparare e uccidere il cognato Stefano Gaio ieri a Palermo. È una delle ipotesi investigative per fare luce sul delitto avvenuto davanti questa farmacia dove Gaio lavorava come magazziniere. Dopo un lungo interrogatorio alla squadra mobile di Palermo, Cangemi, 62 anni, è in stato di fermo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della farmacia e di altri esercizi commerciali lo inchioderebbero. Cangemi, inoltre, avrebbe ammesso di avere sparato, consegnando anche la pistola. Tutto sarebbe nato per un vilino a Carini che il suocero avrebbe donato alla figlia, ovvero la moglie di Gaio. Una decisione che avrebbe provocato malumori e liti tra i due cognati, visto che Cangemi ambiva alla villetta. Quindi la furia omicida, 4 colpi di pistola sparati alle spalle del cognato. La farmacia dove lavorava Gaio è rimasta aperta, nessuno vuole parlare. C'è ancora incredulità per quanto accaduto. Siamo ancora sotto shock, ci racconta il portiere di questo stabile vicino proprio alla farmacia Sacro Cuore. Ci vedevamo sempre e mai un ragazzo che usciva fuori o era nervoso, era sempre educatissimo. È quello che l'ho conosciuto io da tantissimi anni. Morire così è veramente, qualsiasi cosa ci sia stata anche in famiglia, dico, si discute, si parla, dico, non ci sono veramente parole. Lo conosco da cliente, dai, venendo in farmacia giustamente quel po' che insomma mi poteva aiutare, è sempre disponibilissimo. Poi quelle poche volte che veniva in tabaccheria, sempre gentile, cordiale, come siamo noi. Per me è una persona squisita, non posso aggiungere altro. Adesso l'inchiesta Mercurio, anche Regione e Ministero dell'Interno chiedono di essere ammesse come parti civili nella inchiesta che vede tra gli altri coinvolto il deputato Giuseppe Castiglione, che però, presente all'udienza del gruppo di Catania, ha ribadito attraverso i suoi legali la sua estraneità ai fatti. Orazio Longo.
I comuni di Catania, Misterbianco e Ramacca, assieme alla Regione Siciliana e al Ministero dell'Interno, hanno fatto richiesta di costituirsi parte civile durante l'udienza per il rinvio a giudizio di 26 indagati coinvolti nell'operazione Mercurio. Operazione portata a termine dai Carabinieri del Rosso con il coordinamento della DDA Etnea e vertente sulla capacità della famiglia Santa Paola Ercolano di penetrare all'interno della pubblica amministrazione per coltivare interessi economici nel settore degli appalti pubblici. Il GUP Fabio Di Giacomo Barbagallo si è riservato di sciogliere le riserve nell'udienza fissata per il 7 ottobre. Intanto i legali del deputato regionale Giuseppe Castiglione, coinvolto nell'inchiesta, stanno valutando l'ipotesi di proseguire il processo con il rito ordinario e non aderire, come faranno altri, al rito abbreviato, fa sapere l'avvocato Salvo Pace. Il deputato regionale presente all'udienza davanti al GUP ha ribadito la sua estraneità con la criminalità organizzata, così come aveva fatto durante l'interrogatorio di garanzia, dopo l'arresto di febbraio, poi trasformatosi nei domiciliari. Le accuse mosse dalla Procura di Catania sono quelle di voto di scambio politico-mafioso. In particolare, secondo gli inquirenti, Castiglione sarebbe stato vicino al clan Santa Paola attraverso un intermediario che gli avrebbe assicurato appoggio elettorale per le regionali del 2022. A supporto delle accuse vi sarebbero anche le intercettazioni di alcuni degli indagati. Tra coloro nei confronti dei quali è stato richiesto il rinvio a giudizio c'è anche il pentito Rosario Bucolo. Di lui però Castiglione dice di averlo incontrato solo una volta senza sapere chi fosse. Così come non poteva venire a conoscenza, spiegano i legali, della eventuale mafiosità di persone a lui presentategli in altri contesti. Si è dimesso da direttore sanitario dell'ASP di Catania Giuseppe Reina, 63 anni, che era stato sospeso dall'incarico perché indagato per violenza sessuale. Desiree Ferlito. Dopo la bufera che lo ha coinvolto, si è dimesso da direttore sanitario dell'ASP di Catania per motivi personali Giuseppe Reina, che era stato sospeso dall'incarico perché indagato per violenza sessuale. Secondo l'accusa, Reina, quando era primario di un reparto nell'ospedale di Paternò, avrebbe tenuto comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura, forte del suo ruolo gerarchico anche durante i turni di lavoro. Il GIP ha ravvisato gravi indizi per uno solo dei diversi casi contestati dalla Procura, quello ai danni di una collega medico-chirurgo che avrebbe costretto a subire atti sessuali. Ieri, sentito dal GIP per l'interrogatorio di garanzia, alla presenza del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, Reina, secondo i suoi difensori, ha risposto a tutte le domande con coerenza. La Procura aveva chiesto al GIP di emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, ma il giudice ha ritenuto sufficiente un'interdittiva della durata di 12 mesi. La Procura però insiste e ha già depositato appello contro la decisione del GIP. Torniamo nel palermitano. A Carini una rissa tra vicini di casa per la musica troppo alta si è trasformata in un incubo con un ragazzo accoltellato. 10 le persone denunciate per rissa aggravata. Il racconto della madre, una collega giornalista. Sentiamo Lorena Docci. Sono felice che io ho mio figlio, anche se naturalmente traumatizzato dalla situazione, spaventato, anche se ha questi punti addosso, anche se è pieno di dolori e la notte non dorme, anche se tutto quello che possiamo dire, sono felice che oggi lo sto raccontando. Dall'ospedale in cui è ricoverato il figlio di 22 anni, Mary Giammona racconta quella domenica da incubo. Da giornalista di Teleiato mai avrebbe pensato di essere lei e la sua famiglia al centro di un fatto di cronaca. Il figlio accoltellato al braccio e al torace, il marito picchiato, al culmine di una rissa con un gruppo di palermitani che avevano affittato una villetta per l'estate a Carini. Un karaoke, canzoni neomelodiche, tutto quanto, praticamente una sola richiesta, appunto, di spostare la cassa dal mio muro di cinta e metterla più in dentro in maniera tale che loro la sentivano meglio, non la sentivo io. Praticamente è scaturita una inutile rissa che si poteva tranquillamente evitare. E mio figlio è stato accoltellato. In un post su Facebook Mary scriveva: ho visto il sangue che copriva il corpo di mio figlio, ma nessuno è stato trattenuto per tentato omicidio. Oggi quella famiglia, 10 persone tra i 19 e i 61 anni, sono stati denunciati per rissa aggravata, ma sono ancora nella villetta lì accanto. Sinceramente è preoccupato perché se sono stati in grado di fare questo, cosa sono in grado di fare. Però noi abbiamo fiducia alla giustizia e quindi non ci vogliamo pensare. C'è ancora sangue sulle strade siciliane. L'ultima vittima a Partinico, nello scontro tra un'auto ed un trattore, è morto Francesco Dioguardi, di 61 anni, imprenditore per l'appunto di Partinico. Laura Spanò.
Tragedia sulla statale 113 Partinico-Alcamo, a perdere la vita un imprenditore agricolo di 61 anni, Francesco Dioguardi. Il sinistro poco dopo le 6 nei pressi dello svincolo per Grisì. La vittima si trovò a bordo del suo trattore quando è avvenuto lo scontro violentissimo con un'automobile di piccola cilindrata durante una manovra di sorpasso non lontano dallo svincolo. Secondo una prima ricostruzione, la macchina, una Fiat 600 guidata da un quarantenne, e il trattore stavano percorrendo la strada nella stessa direzione quando l'automobilista avrebbe tentato un sorpasso azzardato, causando lo scontro, costato poi la vita all'imprenditore, che si trovò al volante del mezzo agricolo che si è capovolto. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indagano gli agenti della Polizia Municipale di Partinico, supportati dai carabinieri che hanno gestito la viabilità. Adesso invece torniamo ad occuparci di migranti, di sbarchi. C'è stata ancora una vittima, il corpo di una giovane migrante, è arrivato senza vita a Lampedusa su un barchino. I superstiti hanno raccontato che era caduta in mare, un'altra donna è stata inghiottita dalle onde. Emanuela Corsi. Aveva circa 20 anni, la migrante giunta cadavere ieri pomeriggio a Lampedusa. È morta annegata. La conferma è arrivata dall'ispezione cadaverica fatta al cimitero di Calapisana. Il suo corpo era nel barchino che la motovedetta della Guardia Costiera ha soccorso e sul quale viaggiavano 63 ivoriani, gambiani, guineani, malesi, senegalesi e sudanesi, partiti da Sfax, in Tunisia. La giovane sarebbe caduta in mare, ma nonostante i compagni di viaggio l'abbiano ripresa, non ce l'ha fatta. Le onde hanno inghiottito un'altra donna, dicono i sopravvissuti, tra i quali c'erano 3 minori. Intanto sull'isola è stata un'altra notte di sbarchi. Nelle ultime ore sono arrivati complessivamente 149 migranti dopo il soccorso di 4 imbarcazioni. Tutti sono stati portati all'hotspot, dove al momento e dopo gli 11 approdi di ieri ci sono 650 ospiti. Pianificato il trasferimento di 301 migranti a Porto Empedocle. Il comune dell'Agrigentino intanto è stato assegnato come porto sicuro alla ONG Luis Michel. L'imbarcazione ha a bordo 26 migranti, tra cui una donna incinta, salvati nel Mediterraneo. L'arrivo è previsto per il pomeriggio. Il nuovo volto della criminalità europea tra criptovalute e tecnologia, una criminalità che si è unita ed è diventata transnazionale. A Messina anche la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il Ministro degli Interni Piantedosi e i vertici delle agenzie investigative europee hanno lanciato l'allarme e la necessità di un'azione congiunta tra i paesi e di una legislazione europea che combatta la nuova veste delle mafie. Francesco Triolo. Un'azione congiunta, una legislazione univoca a livello europeo per contrastare una criminalità che è sempre più internazionale, che utilizza da tempo le criptovalute, la moneta virtuale che garantisce privacy e soprattutto anonimato. Per questo si parla di cybercriminalità e l'allarme è arrivato dal convegno organizzato a Messina all'Università sulla criminalità nazionale e transnazionale, al quale hanno preso parte anche la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, i procuratori distrettuali di Sicilia e Calabria ed i vertici delle agenzie investigative europee, i rappresentanti delle forze dell'ordine. Sono fenomeni di integrazione sempre più preoccupanti, anche perché si avvalgono in una misura massiva delle nuove tecnologie, ciò che comporta l'uso di tecniche di dissimulazione, di occultamento sempre più difficili da contrastare. Gli appetiti della criminalità sono tanti, dai fondi del PNRR a quelli per il futuro ponte sullo Stretto, ad esempio. Dove ci sono soldi, loro arrivano, e in questo momento il PNRR potrebbe diventare un bottino facile, potrebbe essere un danno così grande che da far tornare indietro di 30 anni la lotta alle mafie. Dagli atti del convegno arriverà un testo da presentare in Europarlamento per rivisitare quindi la normativa del 2008, considerata troppo vecchia rispetto alla corsa alla tecnologia della criminalità. Le leggi italiane, quello che ha vissuto questo paese, ci ha imparato molto, ci ha insegnato molto e su questo noi facciamo delle leggi per tutta l'Europa. È per questo che voglio prendere con me delle storie, delle vite che sono perse, ma anche della lotta contro il male, perché nell'Europa non abbiamo posto di accettare la criminalità transnazionale e faremo tutto per abbatterla.
Bisognerà aspettare ancora un mese e mezzo per avere a pieno regime tutti e 3 i dissalatori realizzati in Sicilia. La situazione dei 3 impianti è stata al centro di un vertice tra Palermo e Roma. Il servizio di Manlio Viola. Saranno immessi nella rete idrica dal 24 di ottobre prossimo i primi 25 litri d'acqua potabile al secondo prodotti dal dissalatore di Trapani. L'impianto entrerà in funzione il 4 di ottobre per poi immettere acqua in rete a partire dal 20° giorno. La quantità di acqua prodotta crescerà progressivamente per le successive 3 settimane fino ad andare a regime a 100 litri al secondo. È quanto emerso dal vertice in videoconferenza a Roma-Palermo fra Protezione Civile, cabina di regia per la crisi idrica e Commissario nazionale dell'acqua sulla situazione dei dissalatori. Per Trapani dunque ci sarà da attendere ancora un mese e mezzo perché l'impianto vada a regime, mentre a Porto Empedocle c'è stato un guasto già riparato e adesso il dissalatore funziona a pieno regime ma solo per 12 ore al giorno. Produce anche quello 100 litri al secondo. Sono in corso lavori di insonorizzazione al termine dei quali l'impianto funzionerà anche di notte senza produrre il rumore che ha fatto scendere lo stop serale o notturno. L'unico dissalatore che funziona senza intoppi sembra essere quello di Gela che produce 100 litri al secondo 24 ore su 24. I dissalatori, ha ricordato il presidente della regione a margine del vertice a cui ha preso parte per il suo conto il dirigente generale della Protezione Civile Salvo Cocina, rappresentano soltanto un tassello che si unisce al potenziamento dei pozzi e delle sorgenti, oltre alla realizzazione di nuovi pozzi, al rifacimento delle condotte con l'eliminazione delle perdite, opere che nel complesso permettono di recuperare oltre 2500 litri di acqua in più al secondo. Adesso c'è una breve sosta, ci ritroviamo fra pochissimo con le altre notizie. Bentornati a Sicilia 24, ieri sciopero generale di tutti i lavoratori e le lavoratrici precari del PNRR della giustizia, 12.000 in tutta Italia e tra alcuni mesi il loro contratto scadrà. Vediamo come sono andate le cose a Catania. Un esercito di 12.000 lavoratori su tessuto nazionale. Solo a Catania città sono 600, tra funzionari ufficio del processo, tecnici di amministrazione e operatori data entry. Nella giornata dello sciopero generale, i precari del PNRR hanno consegnato alle prefetture d'Italia un documento indirizzato al governo. Tribunali, corti d'appello e uffici giudiziari schiacciati da gravi carenze di organico con carichi di lavoro ingestibili. La fine del loro servizio, iniziato nel febbraio di 3 anni fa, è prevista per giugno del 2026, dopo alcune proroghe di gran parte dei lavoratori precari. Ma come si è arrivati a questo punto? Non c'è la copertura dei fondi sufficiente per poter stabilizzare 12.000 precari a livello nazionale. E come funzionerà il Tribunale dopo giugno 2026? Funzionerà con i dipendenti a tempo indeterminato ormai diciamo prossimi alla pensione e i tribunali non funzioneranno, si comincerà un'altra volta a riaccumulare l'arretrato e non ci sarà più nessuno che lo smaltisce. Su 12.000 lavoratori potrebbe aprirsi uno spiraglio per la metà, i 6.000 vincitori del concorso interno, che però potranno essere trasferiti in una sede diversa rispetto a dove sono stati già formati. Con il progetto PNRR noi siamo stati assunti soprattutto per abbattere l'arretrato della giustizia e che ovviamente i dati alla mano del Ministero riportano che effettivamente il nostro lavoro l'abbiamo fatto anche bene e dopo questo verremo buttati fuori. Restiamo a Catania, dal 19 al 21 settembre, dalle ore 7 di giovedì mattina alle ore 18 di sabato saranno eseguiti dei lavori di demolizione del cavalcavia che è situato in corrispondenza del complesso commerciale di San Giuseppe all'Arena al numero 67 nell'ambito di lavori di ristrutturazione dell'ex Ocean per consentire lo svolgimento delle operazioni di rimozione in totale sicurezza. L'ordinanza comunale dispone la chiusura completa al traffico veicolare e pedonale del tratto interessato. Altra breve sosta e poi la pagina sportiva con l'avvicinamento di Palermo e Catania alle prossime sfide di campionato. Dello sport, il Palermo al lavoro per la sfida in anticipo di venerdì sera al Barbera contro il Bari. La squadra di Inzaghi per una notte con un risultato positivo potrebbe rimanere sola in vetta alla classifica del campionato di Serie B. Marco Gullà.
La vittoria sul campo del Südtirol ha permesso al Palermo di rimanere agganciato alla vetta della classifica. Una prestazione positiva, concreta, pragmatica. La formazione di Inzaghi adesso lavora per il prossimo step, ovvero l'anticipo di venerdì sera al Barbera contro il Bari. Un'occasione ghiotta, il Palermo per una notte può rimanere solo saldamente al comando e spera ancora nei gol di Poyampalo, bomber indiscusso, già a quota 3 reti in campionato. Per me è molto importante di continuità. Momentaneo 3 partite, 7 punti, questa bella, ma come arrivo a casa contro Bari solo 3 punti, per me è importante. Il club rosanero intanto nei prossimi giorni dovrebbe perfezionare l'accordo con il difensore Beresischi. L'ok con il giocatore è stato raggiunto da settimane e si attendono solo gli ultimi passaggi per ottenere il via libera definitivo alla conclusione dell'operazione. E sabato prossimo, siamo in Lega Pro, il Catania tornerà al Massimino e sfiderà il Sorrento. Una occasione per riscattare la brutta sconfitta di Cosenza. 4 infortunati nell'infermeria rossazzurra. Sentiamo Sergio Colossi. Il rilancio in 3 mosse per mettersi alle spalle il peggior Catania d'inizio stagione, troppo brutto per essere vero, lontano parente di quella macchina perfetta che nelle prime 3 giornate aveva sempre vinto, realizzando 11 reti con Dini imbattuto. A Cosenza è cambiato tutto, squadra lenta e impacciata, poco aggressiva, messa sotto costante pressione da un avversario più determinato. Sabato pomeriggio al Massimino arriva il Sorrento, mercoledì prossimo nel primo turno infrasettimanale derby notturno a Trapani e domenica 28 trasferta a Cerignola. 3 appuntamenti per ritrovare il vero Catania, quello delle prime 3 giornate. La sconfitta di Cosenza è stata esaminata da Toscano, il ritorno in campo part-time del capitano Francesco Di Tacchio e l'inserimento di Gabriel Lunetta, terzo gol dalla panchina e più di un'alternativa, sono le poche note liete di giornata. L'adattamento di Gimenez interno di centrocampo, già provato in passato, continua a non funzionare, ma sabato contro il Sorrento, sconfitto in 3 delle prime 4 gare di campionato, tornerà disponibile Guaini che ha scontato i 4 turni di squalifica. Sotto osservazione in infermeria Lo, il cui recupero contro i campani è improbabile, come quello di Caturano, tempi maggiori per Rolfini e ancora di più per Martic. Questo Catania però ha uomini e panchina per fronteggiare l'emergenza degli infortuni muscolari, che però devono essere attenzionati, e dimostrare che Cosenza è stato un passaggio negativo come Crotone in Coppa Italia. Serve uno spirito di squadra diverso e un'atmosfera che soltanto il Massimino potrà creare. C'è un aggiornamento perché c'è stato un grave incidente sulla circonvallazione di Catania, c'è stata anche una vittima, una persona ha perso la vita, si tratta di una donna di 29 anni, al momento dell'arrivo dei soccorritori hanno trovato la giovane riversa a terra, pochi metri più in là c'era invece il suo scooter. Non si sa bene ancora se si tratta di un incidente autonomo oppure si è verificato un contatto con un altro mezzo. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale. Ci fermiamo qui, per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, l'augurio a tutti voi di una buona giornata. Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Catania, giovane donna in scooter si schianta e muore sulla circonvallazione, si fa strada l'ipotesi di omicidio stradale, la procura apre un'inchiesta. Ancora sangue in Corso Sicilia a Catania, un uomo è stato accoltellato nel corso di una lite, a scontrarsi 2 nordafricani, uno dei quali trovato a terra ferito. Siracusa, rivolta di un gruppo di detenuti nella casa circondariale Cavadonna, intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa, situazione preoccupante a Brucoli. Spaccio di hashish e cocaina, droga e telefonini in carcere con i droni, a Gela 15 persone in affari con il clan Rinzivillo sono state arrestate dai carabinieri.
Ponte sullo Stretto e lavori finanziati con il PNRR tra i possibili oggetti di infiltrazioni mafiose. Il procuratore di Messina, D'Amato, lo ha confermato chiedendo rinforzi per gli uffici giudiziari. Riporta il proprietario il portafogli smarrito, il gesto di Samba, un venditore ambulante senegalese. I miei genitori, ci ha detto, mi hanno educato così: quello che non è tuo non ti tocca. Calcio, il Palermo al lavoro in vista del match di venerdì sera al Barbera contro il Bari. Prevendita gonfie vele e tanto entusiasmo tra i tifosi. Serie C, il Catania prepara la gara del Massimino contro il Sorrento con uno sguardo all'infermeria, diversi assenti per infortunio, ma torna a disposizione Quaini dopo la squalifica. Ben trovati, purtroppo apriamo il nostro telegiornale con un grave fatto, ancora sangue sulla circonvallazione della città di Catania. Una donna di 29 anni, operatrice informatica dell'ASP, questa mattina ha perso la vita in un incidente avvenuto nel tratto di Viale Marco Polo. Sono in corso delle indagini, la procura ha aperto una inchiesta, ma sentiamo Orazio Longo. Le indagini sono in corso e la procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte di Silvia Gulisano, 29enne catanese impiegata come operatrice informatica all'ASP di Catania, che ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle prime ore della mattina in Viale Marco Polo, tratto della circonvallazione di Catania all'altezza del Civico 43. La donna è stata ritrovata a terra a poca distanza dal mezzo che guidava, soccorsa dal 118, e morta poco dopo il suo arrivo all'ospedale Cannizzaro per gli esiti di un grave trauma cranico. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e disporrà l'autopsia. Secondo una ricostruzione degli investigatori, ci potrebbe essere stato un altro veicolo coinvolto. Se questo fosse confermato, l'inchiesta virerebbe sull'ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso. Quello della giovane Silvia Gulisano è solo l'ultimo di una serie di incidenti mortali che ha contato 4 morti nelle strade siciliane in pochi giorni. A Messina, all'ospedale Piemonte, non ce l'ha fatta Letterio Liotta, 84 anni, dopo che il 12 settembre era stato investito da un motociclo mentre era a piedi sul viale Boccetta. Ma sono anche tanti gli incidenti mortali avvenuti lungo la circonvallazione di Catania durante gli anni. Lo scorso maggio, a poca distanza dal luogo dell'incidente dove ha perso la vita Silvia Gulisano, nel tratto che cambia nome e diventa Viale Ulisse, una donna di 56 anni è morta dopo essere stata tamponata col suo scooter da un'auto. L'ennesimo grave episodio, dice la presidente del terzo municipio Maria Spampinato, che chiede nuovamente un tavolo tecnico per migliorare la sicurezza dell'arteria stradale, una delle più importanti e trafficate della città. Restiamo a Catania, c'è ancora una brutta vicenda da raccontare, accaduta davvero da pochissimo, ancora sangue, siamo al centro in Corso Sicilia, un uomo è stato accoltellato nel corso di una lite, l'uomo è rimasto ferito, non si trova in gravissime condizioni, ma è il racconto di un ennesimo fatto di sangue con coltello alla mano. Ma andiamo proprio sul posto dove c'è per noi Simona Mazzone. Simona, a te. Buongiorno, sì, mi trovo in via Gambino, una parallela di Corso Sicilia dove questa mattina c'è stato questo accoltellamento. La vittima è un 20enne egiziano che è stato portato in ospedale e che è stato ferito da un altro straniero che lo ha colpito con un coltello più volte al volto e lo ha ferito in maniera però non grave, quindi non è in pericolo di vita, ma in questo momento si trova in ospedale, mentre l'aggressore è fuggito. Appena visto l'intervento della polizia municipale che si trovava in zona, scappando ha gettato il coltello dentro a un tombino e si è allontanato. La polizia, che è anche intervenuta, sta cercando di visionare le immagini della videosorveglianza per risalire appunto all'aggressore. L'accoltellamento è avvenuto in pieno giorno, sono state infatti macchiate di sangue non solo l'asfalto ma anche un motorino ed una macchina che si trovavano parcheggiate. Andrea, la persona accanto a me, lavora in una delle attività che si trovano qui e che ha assistito alla scena. Sì, ormai è diventata una situazione insostenibile, anche perché qua ne succedono di tutti i giorni e le istituzioni non funzionano. La polizia è arrivata dopo mezz'ora e quindi non si sa. Cosa hai visto stamattina? Ho visto il ragazzo che prendeva una pietra, gli dava botta all'altro ragazzo
e l'altro si è difeso con il coltello, ma gli ha dato diverse coltellate in viso, sulla schiena, scene da film praticamente. Avevate visto altre volte questi due personaggi? No, questi due personaggi no, però qua succede tutti i giorni anche con altre persone straniere. Da quando è accaduto il fatto in Corso Sicilia non avete maggiore attenzione qua da parte delle forze dell'ordine? Completamente, la situazione non cambia. Va bene, grazie per la testimonianza. Niente, al momento la polizia, c'è anche la scientifica in questo momento alle mie spalle che sta lavorando, sono sulle tracce dell'attentatore, insomma nelle prossime ore sapremo dirvi di più. Grazie davvero a Simona Mazzone, grazie al suo ospite testimone evidentemente di una lite tra pietra e poi colpi di coltello, la cosa dunque aggiunge altri particolari all'evento. Andiamo adesso a Siracusa per parlare di una tematica, anche questa estremamente ricorrente, carceri sempre più incandescenti nella casa circondariale Cavadonna. Infatti un gruppo di detenuti è andato in rivolta. Per fare rientrare l'emergenza sono dovuti intervenire gli agenti in tenuta antisommossa, ma ci racconta tutto il nostro Francesco Aloi. È martedì mattina quando qui a Cavadonna, Siracusa, un gruppo di 15-20 detenuti va in rivolta, decide di impossessarsi di un blocco, poi per fortuna tutto viene sedato, ma serviranno diverse ore. Più passa il tempo, più il clima diventa incandescente. Aggressioni, carenza di poliziotti e perfino rivolte. Per sedare gli animi, qui sono arrivati rinforzi anche da altri istituti, tutti in tenuta antisommossa. E addirittura è dovuto intervenire il comandante e il vicecomandante hanno portato avanti una trattativa che è iniziata alle 11 di mattina ed è finita alle ore 18. Lavorare in carcere ormai è molto complicato. Fatti del genere sono all'ordine del giorno. Domenica non dimentichiamo che c'è stata una situazione di crisi, ieri ce n'è stata un'altra. A qualche decina di chilometri da qui, nella casa di reclusione di Brucoli, la situazione non cambia. Un agente è stato colpito a bastonate, per lui 15 giorni di prognosi. Adesso il collega sta all'ospedale di Lentini nel reparto ortopedia per vedere effettivamente se si tratta di frattura o soltanto di un trauma contusivo. Il braccio ce l'ha abbastanza gonfio ed è molto scosso. Un penitenziario, secondo i sindacati, in pessime condizioni strutturali. Soltanto 3 sezioni su 12 hanno le docce in camera. E poi il sovraffollamento, arrivato al 180%. Sono 4 docce per ogni 50 detenuti in una sezione, quindi il collega deve aprire e chiudere continuamente per far entrare e uscire i detenuti dalle docce. E adesso ci occupiamo di una operazione antidroga che racconta anche di telefonini in carcere arrivati con i droni. A Gela 15 persone che facevano affari con il clan Rinzivillo sono state arrestate dai carabinieri. Rita Cinardi. Acquistavano droga in Lombardia e Liguria, ma anche in Calabria e Palermo, per poi trasportare e stoccare lo stupefacente in vere e proprie basi logistiche a Gela, dove veniva distribuito. 15 persone sono state arrestate dai carabinieri per una serie di delitti, tra i quali, oltre lo spaccio di stupefacenti, anche il porto abusivo, la detenzione d'armi, ma soprattutto il favoreggiamento nei confronti del clan Rinzivillo, la famiglia mafiosa di Gela. Alcuni detenuti raggiunti da ordinanza cautelare in carcere avrebbero partecipato alle attività del sodalizio attraverso i telefoni che tenevano nascosti in cella. Nel corso dell'operazione The Wall, attraverso l'intercettazione di conversazioni sull'acquisto di ingenti quantitativi di stupefacenti tra un cittadino albanese pluripregiudicato residente nell'Interland milanese e un ex avvocato del Foro di Gela, sospeso dall'esercizio della professione forense poiché condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, sono emersi gravi indizi sull'esistenza del gruppo che faceva affari con la droga. I sodali avrebbero anche avuto contatti con il clan Rinzivillo e la famiglia mafiosa di Campofranco per l'acquisto di armi. I proventi illeciti sarebbero confluiti in una cassa comune che veniva chiamata il salvadanaio, utilizzata anche per contribuire al mantenimento dei detenuti o per pagare il manovratore del drone incaricato di recapitare stupefacenti e telefonini all'interno delle strutture carcerarie. La mafia, le infiltrazioni della mafia laddove ci sono interessi, laddove ci sono soldi, se ne è parlato ieri a Messina e adesso si ritorna a Messina. Questa volta a parlare è proprio il procuratore capo della città dello Stretto, Antonio D'Amato. Lo sentiamo al microfono di Francesco Triolo.
Gli appetiti delle mafie e della criminalità internazionale sugli appalti del PNRR e del ponte sullo stretto. L'argomento è noto, conosciuto anche dalle procure e dal Ministero dell'Interno, e se ne è discusso a margine del convegno organizzato dall'Europarlamento all'Università di Messina. In particolare sul ponte è stato il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato, ad accendere i riflettori. Va detto che questa importante opera, come tutte le importanti opere pubbliche in Italia, soprattutto nel meridione, che dubbio c'è, mi immagino soltanto volendo andare a ritroso di circa 40 anni alla ricostruzione del dopoterremoto in Campania, gli appetiti della camorra di allora su quell'importante flusso di denaro pubblico che arrivò in Campania per la costruzione di residenze e di infrastrutture. È certo che l'accumulo di ricchezze illecite da parte delle organizzazioni mafiose rientra nella loro vocazione, chiamiamola fra virgolette, naturale, e si tratta peraltro di una vocazione che va a braccetto con l'infiltrazione in genere appalti e subappalti. D'Amato è stato chiaro anche sulle richieste al ministro dell'Interno Piantedosi. Messina, la Sicilia dovranno affrontare con l'avvio della costruzione del ponte un carico importante sia a livello di indagini che di giudizi, e serve quindi potenziare le strutture giudiziarie. Restiamo in tema, la Commissione regionale antimafia lancia alcune misure per fronteggiare Cosa Nostra, dal potenziamento dei sistemi di videosorveglianza ai contributi alle imprese pulite, e poi una misura drastica, quella di allontanare i figli dalle famiglie di Cosa Nostra. Marco Gullà. Dai finanziamenti e contributi a fondo perduto in favore di imprese soggette a misure di prevenzione al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nei comuni dell'isola sono le misure su cui la Commissione regionale antimafia si focalizza per il contrasto alla criminalità organizzata e non. Più telecamere per controllare i territori in tutti i comuni della Sicilia, un modo per contrastare la violenza che dilaga in alcune città. Un bando permetterà ai comuni di potenziare il proprio sistema di videosorveglianza per fronteggiare anche il fenomeno mafioso. Questo provvedimento, che consentirà a oltre 100 comuni siciliani di dotarsi di videocamere con finanziamenti regionali, è la prima volta in Italia che lo fa una regione, è un modo concreto per dire che la mafia si contrasta sia sul campo quando si presenta, si manifesta, ma anche attraverso la prevenzione. E poi contrasto alla mafia tramite la confisca dei beni. In questo momento sono oltre 17.000 i beni immobili confiscati a Cosa Nostra. Va male per le imprese soggette a misure di prevenzione, il 98% va in fallimento, e allora la Commissione antimafia lancia un bando per finanziare le aziende cosiddette pulite, ovvero quelle che si sono distaccate da Cosa Nostra. Abbiamo consentito, con una misura di 4 milioni di euro, di consentire l'accesso al credito agevolato, quindi a tasso zero, a queste imprese. Una mafia che secondo Cracolici non è affatto sconfitta e che conta sempre più sull'ereditarietà. Lo Stato deve spezzare anche quei legami familiari che danno caratteristica di continuità alle famiglie mafiose, anche attraverso provvedimenti di allontanamento, soprattutto dei minori, dagli ambienti e dalle famiglie mafiose. Adesso una pagina decisamente più edificante nel nostro telegiornale, perché vi parliamo nuovamente di una storia che era balzata agli onori della cronaca. Ha trovato un portafogli con 700 euro, l'ha restituito al proprietario, un gesto di onestà che ha davvero fatto parlare. È di un ambulante del Senegal, si chiama Samba, e lo ha incontrato Lorena Dolci. Che cosa avreste fatto voi trovando a terra un portafoglio pieno di soldi? A volte è proprio difficile resistere alle tentazioni, ma Samba non ci ha pensato due volte a restituire un borsellino con ben 700 euro. Questa storia l'abbiamo già raccontata dal punto di vista del legittimo proprietario, ma abbiamo rintracciato l'autore di questo gesto di onestà, un venditore ambulante senegalese che si è presentato con l'oggetto smarrito ad un incredulo elettrauto di Giardini Naxos. Tu sei Salvatore. Mi dice sì, mi serve qualcosa, ho detto no, hai perso qualcosa, poi lui fa così. No, non può succedere, non è quello che penso io. Amore,
senti, qua c'è un miracolo, e senti subito, te lo giuro, perché lui non lo credevo, veramente, perché era nel carabiniere per fare le denunce. 31 anni, da 16 in Italia, con regolare visto, avendo raggiunto il padre che già viveva qua, Samba lavora tutta la settimana nei mercatini e fiere della provincia di Catania. Per lui non c'è niente di eccezionale. Io so cosa posso fare, cosa non posso fare. Religione è vietato mangiare i soldi che non sono i tuoi, per questo io non potevo fare questa cosa. Anche i miei genitori, loro hanno educato noi che una cosa che non è tua tu la devi restituire. Eppure quei 700 euro avrebbero potuto fare comodo a Samba, che, messo da parte il sogno di fare il camionista, spera prima o poi di tornare al suo paese. Può essere che quando ce l'ho anche i soldi che ho messo da parte, forse tornerò al mio paese, faccio altre cose. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra pochissimo per parlarvi di una grande serata ieri al Teatro Antico di Taormina, tutta dedicata al sostegno per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, del quale peraltro il presidente Schifani si interesserà nella giornata di oggi. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, il presidente della regione Schifani si trova oggi a Roma per incontrare il ministro della salute Schillaci. Sul tavolo le sorti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Intanto ieri sera tutto esaurito per il secondo evento benefico di raccolta fondi per l'ospedale. Vediamo insomma un resoconto di Simona Mazzone. È volato a Roma il presidente siciliano Schifani con l'obiettivo di incontrare il ministro della salute Schillaci sulle sorti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, eccellenza medica per la quale da tempo si battono operatori e famiglie dei piccoli pazienti per scongiurarne la chiusura. È certo che questo reparto in soli 6 mesi ha eseguito il triplo degli interventi del suo gemello al Civico di Palermo, gestito dal San Donato, che dovrebbe sopravvivere a quello taorminese, secondo il decreto Balduzzi. I sindacati hanno persino proposto di trasferire il centro da Taormina al Papardo di Messina, pur di non chiuderlo. Mentre la politica discute, anche la società si muove, come è accaduto al Teatro Greco di Taormina con la seconda edizione del CCM and Friends, evento di beneficenza che ha unito musica, emozioni e solidarietà. Sul palco tanto spettacolo, anche i genitori dei piccoli pazienti e molti artisti che da tempo si spendono per questa causa, da Mario Incudine a Mario Biondi. E poi Fiorello che duetta con Orietta Berti. Alexia, Roberto Lipari, Giuseppe Castiglia e Sal Da Vinci. L'intervento anche del sindaco di Taormina De Luca al termine della serata. Il centro di cardiochirurgia pediatrica non chiuderà, ha detto. Alla truffa Visodent, perché arrivano i primi rimborsi per i pazienti. Ci ricorda questa vicenda e naturalmente i suoi risvolti Lorena Dolci. Spariti nel nulla, lasciando centinaia di pazienti senza cure e pieni di debiti. Arrivano i primi segnali di speranza nell'avvertenza degli studi dentistici Visodent. Uno degli istituti di credito, il Sella Personal Credit, si è infatti dichiarato disponibile a chiudere il finanziamento e a rimborsare al cliente le rate già pagate. Lo annuncia il presidente di Federconsumatori Palermo, Giuseppe Lobello. La speranza è che adesso anche altre finanziarie o banche seguano l'esempio. Una scia di debiti e studi abbandonati, coperti da scritte ingiuriose lasciate dai pazienti che più volte hanno inscenato proteste. Oltre a Federconsumatori, della truffa si stanno occupando anche altre associazioni come Codacons, che ha attivato lo sportello SOS Visodent. Dietro il marchio c'è un dedalo di società che porta ad un gruppo spagnolo non nuovo a reati di frode e riciclaggio. Sulla vicenda Visodent la Procura di Catania ha già aperto un fascicolo. Altri tribunali, tra cui quello di Palermo, stanno attendendo le informative finali delle forze di polizia per aprire un'inchiesta sulla base delle numerose denunce arrivate in questi mesi. Spiagge ovviamente meno affollate, clima estivo e ancora eventi in molti comuni. Insomma, la Sicilia è ancora nel mese di settembre in vetta alle mete preferite per le vacanze. Veronica Barbarino.
Mentre le famiglie con figli si preparano alla scuola e chi è riposato ad agosto è pronto a tornare al lavoro, oltre 10 milioni di italiani in queste settimane sono in vacanza. Un flusso in crescita rispetto allo scorso anno, che consagra settembre il mese delle vacanze consapevoli. Secondo un'indagine di Confcommercio, infatti, ad incoraggiare la scelta della bassa stagione il minor affollamento delle località turistiche e i prezzi più convenienti, oltre a un ricco calendario di eventi e sagre. La Sicilia si piazza ai primi posti con le alte temperature di questi giorni e il sole che continua a riscaldare città d'arte e spiagge. Ragusa si conferma tra le mete preferite. Noi registriamo un aumento di circa il 10% rispetto allo scorso anno, con una presenza di italiani che è in lieve aumento. Nel nostro caso la gran parte dei viaggiatori non provengono dal mercato italiano, sono per lo più turisti provenienti da Stati Uniti, Francia e Germania. Questi sono i nostri principali mercati. Ciononostante stiamo notando un aumento considerevole di presenze anche di italiani durante questo periodo. Questo non fa che confermare che la Sicilia può sfruttare questo mese per trasformarlo in una vera e propria seconda estate, quindi che può perdurare anche nel mese di ottobre e perché no anche nella prima parte di novembre. È la fotografia di un'Italia a cui piace viaggiare anche fuori dall'alta stagione e che rende sempre più concreta la destagionalizzazione del turismo, la vera sfida del settore. Veniamo alla nostra programmazione. Dopo questo telegiornale alle 14.30 nel nostro Sicilia 24 Focus si parlerà del preoccupante fenomeno della baby skin care, ovvero le ragazzine dagli 8 ai 12 anni alle prese con trucchi e cura della pelle, tra creme, sieri, maschere di bellezza. Eva Spampinato approfondirà la tendenza che spopola sul web, ma che poi ha delle ripercussioni nella vita reale di queste bambine. In studio con la collega Eva Spampinato ci sarà la dottoressa Maria Costanzo, responsabile unità operativa semplice di psicologia e supporto area salute mentale dell'ASP di Catania, Chiara Di Stefano, chirurgo plastico e medico estetico, Laura Latino, consulente legale content creator. Potete rivolgere le vostre domande con un messaggio al 342 7455 005. La trasmissione, oltre che in diretta su Telecolor, potrà essere vista in streaming su siciliaweb.it. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con il calcio. Ed eccoci al calcio, iniziamo con la Serie B e con il Palermo al lavoro in vista del match di venerdì sera al Barbera contro il Bari, il servizio. Febbre da venerdì sera. Il Palermo si prepara per la sfida del Barbera contro il Bari e a 2 giorni dal match la prevendita va a gonfie vele. Si andrà oltre i 30.000 spettatori, un dato che conferma il trend di questo inizio di campionato con il Barbera, ancora una volta quasi sold out. Tutti carichi, il tecnico Inzaghi in un'intervista dice: voglio riportare il Palermo in Serie A. E allora la tappa di venerdì contro il Bari diviene decisamente importante. Una vittoria infatti permetterebbe ai rosanero di mettere pressione alle dirette concorrenti e provare già una mini fuga. Inzaghi valuta qualche novità. Il Palermo è entrato in un vero e proprio tour de force. Martedì 23 sarà impegnato in Coppa Italia a Udine, mentre il 27 è attesa la sfida al Cesena. Per questo motivo il tecnico potrebbe optare per rotazioni mirate, così da mantenere alta l'intensità e garantire a più giocatori possibile il giusto ritmo partita. Brunori e Palumbo vanno verso una maglia da titolare. Possibile panchina per Ledu Aron e Giasi, probabilmente out di Achité, fermato a inizio settimana da un forte attacco di gastroenterite. Adesso ci occupiamo del Catania che prepara la partita del Massimino contro il Sorrento, ma con un occhio all'infermeria, il servizio di Francesco Triolo. Mettersi alle spalle, subito i 4 schiaffoni di Cosenza, rialzarsi, riacquistare fiducia. Il Catania prepara la partita contro il Sorrento di sabato pomeriggio con il coltello tra i denti, con l'atteggiamento della cacciatrice ferita, ma pronta a conquistare la preda finale. Toscano deve dimostrare insieme alla squadra che la sconfitta di domenica non è stato un campanello d'allarme, ma solo un passo falso. Per farlo deve vincere e convincere anche nella situazione di difficoltà che sta vivendo in questo periodo. L'attenzione infatti è tutta rivolta all'infermeria, da dove sono arrivate brutte notizie. Martic, uscito zoppicando dal San Vito Marulla, è stato visitato e il responso non è di quelli felici. Strappo all'adduttore con conseguente indisponibilità di circa 2 mesi per il difensore austriaco. A lui si aggiungono anche le condizioni di Aloi, che a Cosenza è rimasto in panchina dopo le noie fisiche accusate nella seduta di rifinitura prima della sfida. In
più ci sono le indisponibilità di Rolfini e Caturano. L'unica buona notizia è il recupero di Quaini, che dopo aver scontato le 4 giornate di squalifica, souvenir del playoff della passata stagione, adesso è pronto a tornare in campo con grande voglia di rifarsi dopo un lungo stop. Per Toscano, con il rientro anche di Di Tacchio già a Cosenza, la possibilità di avere alternative importanti in mezzo al campo non è roba da poco in questo periodo. La redazione di Telecolor e Antenna Sicilia, unitamente al comparto tecnico delle reti, a PubliPiù e siciliaweb.it, si uniscono al dolore del collega Gaetano Judica per la perdita del caro padre Giorgio. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata a Figarazzi. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento alle 19. Vi lascio a Eva Spampinato e al nostro Focus. Il Catania. Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania, rissa e coltellata in Corso Sicilia, ferito al volto e alle braccia un 20enne egiziano, sarebbe stato colpito al culmine di una lite, forse per una questione di parcheggi. C'è un fermato. Giovane donna in scooter si schianta e muore sulla circonvallazione di Catania. La procura per un'inchiesta si ipotizza l'omicidio stradale. Spaccio di hashish e cocaina, droghe e telefonini in carcere con i droni. A Gela 15 persone in affari con il clan Rinzi-Villo sono state arrestate dai carabinieri. Ponte sullo Stretto e lavori finanziati con il PNRR tra i possibili oggetti di infiltrazioni mafiose. Il procuratore di Messina, D'Amato, lo ha confermato chiedendo rinforzi per gli uffici giudiziari. Carlo Calenda a Palermo, il leader di Azione, attacca ancora Schifani, non io ma lui con le sue nomine, offende la Sicilia. Riporta al proprietario il portafoglio smarrito, il gesto di Samba, un venditore ambulante senegalese. I miei genitori mi hanno educato così, quello che non è tuo non ti tocca. Calcio, il Palermo al lavoro in vista del match di venerdì sera al Barbera contro il Bari, prevendita a gonfie vele e tanto entusiasmo tra i tifosi. Serie C, il Catania prepara la gara del Massimino contro il Sorrento, con lo sguardo all'infermeria, diversi assenti per infortunio, ma torna a disposizione Quaini dopo la squalifica. Bentrovati, la cronaca ci porta a Catania, rissa e coltellate in Corso Sicilia, in pieno centro. Un 20enne egiziano è stato ferito al volto e agli arti superiori durante una lite, forse scoppiata per una questione di parcheggi. Torna d'attualità l'emergenza sicurezza nel centro storico e intanto c'è anche un fermato. Tonino De Mana. Non si arresta la spirale di sangue sul Corso Sicilia, con il centro di Catania sempre più teatro di scontri e duelli rusticani, l'ultimo in ordine di tempo. Dopo la morte del parcheggiatore catanese assassinato da un etiope, si è verificato intorno a mezzogiorno, quando a sfidarsi sono stati 2 nordafricani, uno dei quali in serata è stato condotto in questura per accertamenti. Ad avere la peggio è stato un 20enne egiziano colpito al volto e agli arti superiori. L'extracomunitario è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale. Non è comunque in pericolo di vita. La polizia sta cercando di ricostruire fatti e dinamica. Non si esclude che la contesa sia scaturita per pochi euro, probabilmente per la gestione, si fa per dire, dei parcheggi nel centro storico. E torna quindi d'attualità l'emergenza sicurezza? Siamo veramente preoccupati e non solo per noi, ma siamo preoccupati anche per le persone che passano, per i turisti, per tutti quelli che transitano qua. C'è un clima di paura, abbiamo di bisogno di controlli. Noi come commercianti è da circa già 3 mesi che chiudiamo almeno un'ora prima perché abbiamo paura la sera. Siamo allo sbaraglio totale. Dovrebbero prendere dei provvedimenti perché comunque non è normale che io esco per strada e accoltellano uno davanti a me. Nonostante le riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, le armi, bianche e non, continuano a tenere banco con strade e marciapiedi sempre più tinti di rosso.
Ancora sangue sulla circonvallazione di Catania. Una 29enne operatrice informatica dell'ASP di Catania stamattina ha perso la vita in un incidente avvenuto nel tratto di viale Marco Polo. Indagini sono in corso, la procura ha aperto un'indagine, i residenti chiedono sicurezza. Orazio Longo. Le indagini sono in corso e la procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte di Silvia Gulisano, 29enne catanese impiegata come operatrice informatica all'ASP di Catania, che ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle prime ore della mattina in viale Marco Polo, tratto della circonvallazione di Catania all'altezza del civico 43. La donna è stata ritrovata a terra a poca distanza dal mezzo che guidava, soccorsa dal 118, e morta poco dopo il suo arrivo all'ospedale Cannizzaro per gli esiti di un grave trauma cranico. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e disporrà l'autopsia. Secondo una ricostruzione degli investigatori, ci potrebbe essere stato un altro veicolo coinvolto. Se questo fosse confermato, l'inchiesta virerebbe sull'ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso. Quello della giovane Silvia Gulisano è solo l'ultimo di una serie di incidenti mortali che ha contato 4 morti nelle strade siciliane in pochi giorni. A Messina, all'ospedale Piemonte, non ce l'ha fatta Letterio Liotta, 84 anni, dopo che il 12 settembre era stato investito da un motociclo mentre era a piedi sul viale Boccetta. Ma sono anche tanti gli incidenti mortali avvenuti lungo la circonvallazione di Catania durante gli anni. Lo scorso maggio, a poca distanza dal luogo dell'incidente, dove ha perso la vita Silvia Gulisano, nel tratto che cambia nome e diventa viale Ulisse, una donna di 56 anni è morta dopo essere stata tamponata col suo scooter da un'auto. L'ennesimo grave episodio, dice la presidente del terzo municipio Maria Spampinato, che chiede nuovamente un tavolo tecnico per migliorare la sicurezza dell'arteria stradale, una delle più importanti e trafficate della città. Spaccio di hashish e cocaina, ma anche droghe e telefonini in carcere mediante i droni. A Gela 15 persone che facevano affari con il clan Rinzivillo sono state arrestate dai carabinieri. Rita Cinardi. Acquistavano droga in Lombardia e Liguria, ma anche in Calabria e Palermo, per poi trasportare e stoccare lo stupefacente in vere e proprie basi logistiche a Gela, dove veniva distribuito. 15 persone sono state arrestate dai carabinieri per una serie di delitti, tra i quali, oltre lo spaccio di stupefacenti, anche il porto abusivo e la detenzione d'armi, ma soprattutto il favoreggiamento nei confronti del clan Rinzivillo, la famiglia mafiosa di Gela. Alcuni detenuti raggiunti da ordinanza cautelare in carcere avrebbero partecipato alle attività del sodalizio attraverso i telefoni che tenevano nascosti in cella. Nel corso dell'operazione The Wall, attraverso l'intercettazione di conversazioni sull'acquisto di ingenti quantitativi di stupefacenti tra un cittadino albanese pluripregiudicato residente nell'Interland milanese e un ex avvocato del Foro di Gela, sospeso dall'esercizio della professione forense poiché condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, sono emersi gravi indizi sull'esistenza del gruppo che faceva affari con la droga. I sodali avrebbero anche avuto contatti con il clan Rinzivillo e la famiglia mafiosa di Campofranco per l'acquisto di armi. I proventi illeciti sarebbero confluiti in una cassa comune che veniva chiamata il salvadanaio, utilizzata anche per contribuire al mantenimento dei detenuti o per pagare il manovratore del drone incaricato di recapitare stupefacenti e telefonini all'interno delle strutture carcerarie. A Siracusa 2 corrieri trasportavano in piena notte droga in taxi, ma i poliziotti li hanno riconosciuti e li hanno arrestati. Simona Mazzone. Aprendo il portabagagli del taxi, dentro quello che sembra un comune zaino, ecco la sorpresa che si presenta agli occhi dei poliziotti. 5 panetti di cocaina per un peso di oltre 5,5 kg che immessi sul mercato avrebbero fruttato circa 600.000 euro. Siamo a Siracusa in piena notte e gli agenti sull'auto di servizio percorrono viale Scala Greca, una strada limitrofa alla questura. Riconoscono 2 quarantenni pregiudicati all'interno di un taxi che probabilmente avevano pensato di passare inosservati. Insospettiti, i poliziotti fermano l'auto scoprendo nascosta dentro allo zaino la droga, tutta marchiata Shark con tanto di squalo sulla copertina della confezione. I 2 corrieri ovviamente sono stati arrestati e trasferiti nella casa circondariale di Cavadonna a Siracusa. Detenuto del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, pronto ad aggredire un medico con pezzi di vetro e plexiglass nascosti in tasca. Il medico gli aveva prescritto una terapia infusionale per una ipoglicemia, ma non appena il dottore ha detto al paziente che avrebbe chiamato i soccorritori, si è scatenato l'inferno e il detenuto ha minacciato mazzate per tutti, tanto da costringere la vittima a rifugiarsi in bagno, prima di essere fortunatamente difeso dall'assistente. Ponte sullo Stretto e lavori del PNRR sono obiettivi degli affari della criminalità. Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato, lo ha sottolineato chiedendo rinforzi per gli uffici giudiziari. Francesco Triolo.
Gli appetiti delle mafie e della criminalità internazionale sugli appalti del PNRR e del ponte sullo stretto. L'argomento è noto, conosciuto anche dalle procure e dal Ministero dell'Interno, e se ne è discusso a margine del convegno organizzato dall'Europarlamento all'Università di Messina. In particolare sul ponte è stato il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato, ad accendere i riflettori. Va detto che questa importante opera, come tutte le importanti opere pubbliche in Italia, soprattutto nel Meridione, che dubbio c'è, mi immagino soltanto, volendo andare a ritroso di circa 40 anni alla ricostruzione del dopoterremoto in Campania, gli appetiti della camorra di allora su quell'importante flusso di denaro pubblico che arrivò in Campania per la costruzione di residenze e di infrastrutture. È certo che l'accumulo di ricchezze illecite da parte delle organizzazioni mafiose rientra nella loro vocazione, chiamiamola fra virgolette, naturale, e si tratta peraltro di una vocazione che va a braccetto con l'infiltrazione in genere appalti e subappalti. D'Amato è stato chiaro anche sulle richieste al ministro dell'Interno Piantedosi. Messina, la Sicilia dovranno affrontare con l'avvio della costruzione del ponte un carico importante sia a livello di indagini che di giudizi, e serve quindi potenziare le strutture giudiziarie. Truffa Visodent, arrivano i primi rimborsi per i pazienti. Lorena Dolci. Spariti nel nulla, lasciando centinaia di pazienti senza cure e pieni di debiti. Arrivano i primi segnali di speranza nella vertenza degli studi dentistici Visodent. Uno degli istituti di credito, il Sella Personal Credit, si è infatti dichiarato disponibile a chiudere il finanziamento e a rimborsare al cliente le rate già pagate. Lo annuncia il presidente di Federconsumatori Palermo, Giuseppe Lobello. La speranza è che adesso anche altre finanziarie o banche seguano l'esempio. Una scia di debiti e studi abbandonati, coperti da scritte ingiuriose lasciate dai pazienti che più volte hanno inscenato proteste. Oltre a Federconsumatori, della truffa si stanno occupando anche altre associazioni come Codacons, che ha attivato lo sportello SOS Visodent. Dietro il marchio c'è un dedalo di società che porta ad un gruppo spagnolo non nuovo a reati di frode e riciclaggio. Sulla vicenda Visodent la procura di Catania ha già aperto un fascicolo. Altri tribunali, tra cui quello di Palermo, stanno attendendo le informative finali delle forze di polizia per aprire un'inchiesta sulla base delle numerose denunce arrivate in questi mesi. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha incontrato il presidente della regione siciliana Renato Schifani, accompagnato dall'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni e dal direttore generale Iacolino. La regione ha comunicato di aver predisposto il piano operativo di revisione della rete ospedaliera regionale, che per l'approvazione dovrà essere sottoposto alla valutazione degli organi tecnici del Ministero della Salute e dell'Economia. Per quanto riguarda la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, afferma il Ministero, la soluzione presa in esame di mantenere la struttura collegata a una cardiochirurgia adulti di una città metropolitana. Al centro dell'incontro anche le attività relative all'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa e, attraverso l'aiuto dei comuni, una maggiore adesione agli screening oncologici. Per il presidente Schifani quello di oggi è il risultato di un lavoro di squadra silenzioso e concreto che si continuerà a portare avanti con determinazione. Carlo Calenda, leader di Azione, sbarca in Sicilia la settimana dopo lo scontro verbale con Schifani alla festa dei giovani azzurri, ma non viene a cercare pace. Piuttosto rincara la dose, parla di una Sicilia da commissariare e di un governatore che offende l'intelligenza dei siciliani. Manlio Viola. Bisogna commissariare la Sicilia, deve essere lo Stato a erogare i servizi, non c'è un'altra soluzione. Carlo Calenda, leader di Azione, a 4 giorni dallo scontro verbale alla festa dei giovani azzurri con il presidente della regione Renato Schifani, che lo accusa di aver offeso la Sicilia e i siciliani, sbarca nell'isola per rincarare la dose. Parla di una Sicilia dove non funziona niente per colpa della regione e nega di aver offeso i siciliani. Al contrario, sostiene, da eletto in Sicilia, che la sua è una battaglia per i siciliani. Ciò che offende la Sicilia è il modo in cui lui gestisce le nomine di società che dovrebbero fare il servizio, il bene dei siciliani, e che vengono usate come scambio addirittura per i tesseramenti al congresso di Forza Italia. Per Calenda la situazione è ormai incancrenita, lo statuto autonomistico ha fallito e la situazione può solo peggiorare. Noi vedremo un continuo, neanche troppo lento, come succede sulla sanità,
smembramento di questa regione ad opera di una classe di feudatari che la sta opprimendo. Poi attacca sulle mancette, sulla crisi idrica che non viene gestita, sulle nomine appena fatte e porta ad esempio di clientelismo politico la scelta del giovane Luigi Genovese quale presidente AST. Chi insulta i siciliani è un governatore che prende un ragazzo che sarà un bravissimo ragazzo ma non ha nessuna esperienza per fare il presidente dell'autorità per i trasporti, della società che si occupa dei trasporti. In Sicilia è il posto in cui meno in Italia vengono usati il trasporto pubblico, e gli si dice: siccome io ho bisogno del supporto di Lombardo te lo faccio fare. Questo è l'insulto alla Sicilia. Insomma, la campagna elettorale in vista del 2027 si è aperta oggi. È morto a Catania a 71 anni Giuseppe Maria Reina, ex sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti dal 2008 al 2010 nel governo Berlusconi. Eletto in Puglia nelle liste di Forza Italia, era stato parlamentare della Camera dei Deputati dall'aprile del 2006 all'aprile del 2008. Iscritto nel gruppo del Movimento per l'Autonomia, aveva ricoperto a Montecitorio gli incarichi di segretario di presidenza e di componente della Commissione Finanze. Domani, Camera Ardente al Teatro Comunale a Mister Bianco. Venerdì 19 i funerali in Chiesa Madre. Sarebbe stato picchiato tra fine agosto e i primi di settembre Salvatore Bilello, 37 anni, con problemi di tossicodipendenza, trovato morto l'11 settembre scorso in casa a Palermo. L'uomo sarebbe stato preso a botte da 2 persone per punirlo dopo il furto di una bicicletta che era stata restituita. I 2 sono adesso indagati per omicidio preterintenzionale. Trova un portafoglio con 700 euro e lo restituisce al proprietario. Il gesto di onestà di un venditore ambulante del Senegal. Lo ha sentito per noi Lorena Dolci. Che cosa avreste fatto voi trovando a terra un portafoglio pieno di soldi? A volte è proprio difficile resistere alle tentazioni, ma Samba non ci ha pensato 2 volte a restituire un borsellino con ben 700 euro. Questa storia l'abbiamo già raccontata dal punto di vista del legittimo proprietario, ma abbiamo rintracciato l'autore di questo gesto di onestà, un venditore ambulante senegalese che si è presentato con l'oggetto smarrito ad un incredulo elettrauto di Giardini Naxos. Tu sei Salvatore. Mi dice sì, mi serve qualcosa. Ho detto no, hai perso qualcosa? Poi lui fa così. No, non può succedere, non è quello che penso io. Amore, senti, qua c'è un miracolo, mi senti subito, te lo giuro, perché lui non lo credevo, veramente, perché era nel carabiniere per fare le denunce. 31 anni, da 16 in Italia, con regolare visto, avendo raggiunto il padre che già viveva qua, Samba lavora tutta la settimana nei mercatini e fiere della provincia di Catania. Per lui non c'è niente di eccezionale. Io so cosa posso fare, cosa non posso fare. Religione è vietato mangiare i soldi che non sono i tuoi, per questo io non potevo fare questa cosa. Anche i miei genitori, loro hanno educato noi che una cosa che non è tua tu la devi restituire. Eppure quei 700 euro avrebbero potuto fare comodo a Samba, che, messo da parte il sogno di fare il camionista, spera prima o poi di tornare al suo paese. Può essere che quando ce l'ho anche i soldi che ho messo da parte, forse tornerò al mio paese, faccio altre cose. Adesso una breve pausa e poi parleremo anche di viaggi di settembre. A tra poco. A Catania è presentata McFruit 2026 che si terrà a Rimini dal 21 al 23 aprile 2026. Tante le eccellenze siciliane in vetrina. Tonino De Mana. Avocado e mango in copertina, le eccellenze siciliane in vetrina. È stata presentata a Catania l'edizione 2026 di McFruit, la fiera della filiera internazionale dell'ortofrutta che si svolgerà a Rimini dal 21 al 23 aprile 2026. La città romagnola sarà un luogo dove presentare quello che l'Italia sa fare e offrire nel settore ortofrutticolo, confrontandosi con il mondo intero per la presenza in questa manifestazione di tante imprese e nazioni estere. Un motivo di vanto per il ministro all'agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, intervenuto dal Sudafrica con un videomessaggio. È una grande vetrina che ho avuto modo di apprezzare in tutte le edizioni a cui ho potuto partecipare, un luogo nel quale c'è l'occasione di tante nazioni di conoscere quello che l'Italia sa fare ed offrire, ma anche per altre nazioni di valorizzare i loro prodotti. Sicilia, terra di sole, mare e agrumi.
per il Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia, è un punto di incontro molto utile con i buyers, con i consumatori e con tanta gente che viene da tutto il mondo e da tutta Europa, quindi è una fiera molto importante e quest'anno lo sarà sicuramente ancora di più. Agrumi, pistacchi, fichi d'India, pomodori, vini, uva, capperi, la lista DOP cresce di anno in anno con la Sicilia sempre più protagonista a tavola e non solo. Spiagge meno affollate, clima estivo e ancora eventi e sagre in numerosi comuni. La Sicilia si piazza in vetta alle mete preferite per le vacanze di settembre. Veronica Barbarino. Mentre le famiglie con figli si preparano alla scuola e chi è riposata ad agosto è pronto a tornare al lavoro, oltre 10 milioni di italiani in queste settimane sono in vacanza. Un flusso in crescita rispetto allo scorso anno, che consagra settembre il mese delle vacanze consapevoli. Secondo un'indagine di Confcommercio, infatti, ad incoraggiare la scelta della bassa stagione, il minor affollamento delle località turistiche e i prezzi più convenienti, oltre a un ricco calendario di eventi e sagre. La Sicilia si piazza ai primi posti con le alte temperature di questi giorni e il sole che continua a riscaldare città d'arte e spiagge. Ragusa si conferma tra le mete preferite. Noi registriamo un aumento di circa il 10% rispetto allo scorso anno, con una presenza di italiani che è in lieve aumento. Nel nostro caso la gran parte dei viaggiatori non provengono dal mercato italiano, sono per lo più turisti provenienti da Stati Uniti, Francia e Germania. Questi sono i nostri principali mercati. Ciononostante stiamo notando un aumento considerevole di presenze anche di italiani durante questo periodo. Questo non fa che confermare che la Sicilia può sfruttare questo mese per trasformarlo in una vera e propria seconda estate, quindi che può perdurare anche nel mese di ottobre e perché no anche nella prima parte di novembre. È la fotografia di un'Italia a cui piace viaggiare anche fuori dall'alta stagione e che rende sempre più concreta la destagionalizzazione del turismo, la vera sfida del settore. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, prosegue il lavoro del Palermo in vista del match di venerdì sera al Barbera contro il Bari, prevendita a gonfie vele e tanto entusiasmo tra i tifosi rosanero. Marco Gullà. Febbre da venerdì sera. Il Palermo si prepara per la sfida del Barbera contro il Bari e a 2 giorni dal match la prevendita va a gonfie vele. Si andrà oltre i 30.000 spettatori, un dato che conferma il trend di questo inizio di campionato con il Barbera, ancora una volta, quasi sold out. Tutti carichi, il tecnico Inzaghi in un'intervista dice «Voglio riportare il Palermo in Serie A». E allora la tappa di venerdì contro il Bari diviene decisamente importante. Una vittoria infatti permetterebbe ai rosanero di mettere pressione alle dirette concorrenti e provare già una mini fuga. Inzaghi valuta qualche novità. Il Palermo è entrato in un vero e proprio tour de force. Martedì 23 sarà impegnato in Coppa Italia a Udine, mentre il 27 è attesa la sfida al Cesena. Per questo motivo il tecnico potrebbe optare per rotazioni mirate, così da mantenere alta l'intensità e garantire a più giocatori possibile il giusto ritmo partita. Brunori e Palumbo vanno verso una maglia da titolare. Possibile panchina per Ledu Aron e Gyasi, probabilmente out di Diakité, fermato a inizio settimana da un forte attacco di gastroenterite. Occhio all'infermeria in casa Catania. Toscano deve fare i conti con diversi assenti per infortunio. L'ultimo il difensore Martic. Contro il Sorrento però torna a disposizione Quaini dopo la squalifica. Francesco Triolo. Mettersi alle spalle subito i 4 schiaffoni di Cosenza, rialzarsi, riacquistare fiducia. Il Catania prepara la partita contro il Sorrento di sabato pomeriggio con il coltello tra i denti, con l'atteggiamento della cacciatrice ferita, ma pronta a conquistare la preda finale. Toscano deve dimostrare insieme alla squadra che la sconfitta di domenica non è stato un campanello d'allarme, ma solo un passo falso. Per farlo deve vincere e convincere anche nella situazione di difficoltà che sta vivendo in questo periodo. L'attenzione infatti è tutta rivolta all'infermeria, da dove sono arrivate brutte notizie. Martic, uscito zoppicando dal San Vito Marulla, è stato visitato e il responso non è di quelli felici. Strappo all'adduttore con conseguente indisponibilità di circa 2 mesi per il difensore austriaco. A lui si aggiungono anche le condizioni di Aloi, che a Cosenza è rimasto in panchina dopo le noie fisiche accusate nella seduta di rifinitura prima della sfida. In
più ci sono le indisponibilità di Rolfini e Caturano. L'unica buona notizia è il recupero di Quaini, che dopo aver scontato le 4 giornate di squalifica, souvenir del playoff della passata stagione, adesso è pronto a tornare in campo con grande voglia di rifarsi dopo un lungo stop. Per Toscano, con il rientro anche di Di Tacchio già a Cosenza, la possibilità di avere alternative importanti in mezzo al campo non è roba da poco in questo periodo. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata. Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania c'è un fermato per la rissa finita a coltellate nei pressi di Corso Sicilia, ferito al volto e alle braccia un 20enne egiziano, non è in pericolo di vita. Giovane donna in scooter si schianta e muore sulla circonvallazione di Catania, incidente autonomo, speronamento, la procura apre un'inchiesta su possibile pirata della strada. Sbaragliato a Gela un gruppo di trafficanti legati alla mafia, spaccio di hashish, cocaina, droghe e telefonini in carcere con i droni, 15 persone in affari con il clan Rinzivillo arrestate. Passo avanti per il CCPM di Taormina, il centro di cardiochirurgia pediatrica sarà collegato ad uno per adulti di una città metropolitana. Carlo Calenda a Palermo, il leader di Azione attacca ancora Schifani, non io ma lui con le sue nomine offende la Sicilia. Riporta al proprietario il portafoglio smarrito, il gesto di Samba, un venditore ambulante senegalese. I miei genitori mi hanno educato così, quello che non è tuo non ti tocca. Calcio, il Palermo al lavoro in vista del match di domani sera al Barbera contro il Bari, prevendita a gonfie vele e tanto entusiasmo tra i tifosi. Serie C, il Catania prepara la gara del Massimino contro il Sorrento con uno sguardo all'infermeria, diversi gli assenti per infortunio. Dopo la squalifica torna a disposizione Quaini. Trapani e Siracusa giocheranno in trasferta. Bentrovati. C'è un fermato a Catania sulla rissa finita a coltellate nei pressi di Corso Sicilia. Un 20enne egiziano è stato ferito al volto e alle braccia durante una lite scoppiata forse per una questione di parcheggi e torna d'attualità l'emergenza sicurezza in pieno centro storico. Tonino De Mano. Non si arresta la spirale di sangue sul Corso Sicilia, con il centro di Catania sempre più teatro di scontri e duelli rusticani, l'ultimo in ordine di tempo. Dopo la morte del parcheggiatore catanese assassinato da un etiope, si è verificato intorno a mezzogiorno, quando a sfidarsi sono stati 2 nordafricani, uno dei quali in serata è stato condotto in questura per accertamenti. Ad avere la peggio è stato un 20enne egiziano colpito al volto e agli arti superiori. L'extracomunitario è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale. Non è comunque in pericolo di vita. La polizia sta cercando di ricostruire fatti e dinamica. Non si esclude che la contesa sia scaturita per pochi euro, probabilmente per la gestione, si fa per dire, dei parcheggi nel centro storico. E torna quindi d'attualità l'emergenza sicurezza? Siamo veramente preoccupati. E non solo per noi, ma siamo preoccupati anche per le persone che passano, per i turisti, per tutti quelli che transitano qua. C'è un clima di paura, abbiamo di bisogno di controlli. Noi come commercianti è da circa già 3 mesi che chiudiamo almeno un'ora prima perché abbiamo paura la sera. Siamo allo sbaraglio totale. Dovrebbero prendere dei provvedimenti perché comunque non è normale che io esco per strada e accoltellano uno davanti a me. Nonostante le riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, le armi, bianche e non, continuano a tenere banco con strade e marciapiedi sempre più tinti di rosso. È stato un incidente autonomo o uno speronamento? A Catania la Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di una 29enne operatrice informatica dell'ASP di Catania che si è schiantata con il suo scooter lungo la circonvallazione. Sentiamo Orazio Longo.
Le indagini sono in corso e la procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte di Silvia Gulisano, 29enne catanese impiegata come operatrice informatica all'ASP di Catania, che ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle prime ore della mattina in viale Marco Polo, tratto della circonvallazione di Catania all'altezza del civico 43. La donna è stata ritrovata a terra a poca distanza dal mezzo che guidava, soccorsa dal 118, e morta poco dopo il suo arrivo all'ospedale Cannizzaro per gli esiti di un grave trauma cranico. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e disporrà l'autopsia. Secondo una ricostruzione degli investigatori, ci potrebbe essere stato un altro veicolo coinvolto. Se questo fosse confermato, l'inchiesta virerebbe sull'ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso. Quello della giovane Silvia Gulisano è solo l'ultimo di una serie di incidenti mortali che ha contato 4 morti nelle strade siciliane in pochi giorni. A Messina, all'ospedale Piemonte, non ce l'ha fatta Letterio Liotta, 84 anni, dopo che il 12 settembre era stato investito da un motociclo mentre era a piedi sul viale Boccetta. Ma sono anche tanti gli incidenti mortali avvenuti lungo la circonvallazione di Catania durante gli anni. Lo scorso maggio, a poca distanza dal luogo dell'incidente, dove ha perso la vita Silvia Gulisano, nel tratto che cambia nome e diventa viale Ulisse, una donna di 56 anni è morta dopo essere stata tamponata col suo scooter da un'auto. L'ennesimo grave episodio, dice la presidente del terzo municipio Maria Spampinato, che chiede nuovamente un tavolo tecnico per migliorare la sicurezza dell'arteria stradale, una delle più importanti e trafficate della città. Spaccio di hashish e cocaina, ma anche droghe e telefonini in carcere con i droni. A Gela 15 persone che facevano affari con il clan mafioso dei Rinzivillo sono state arrestate dai carabinieri. Rita Cinardi. Acquistavano droghe in Lombardia e Liguria, ma anche in Calabria e Palermo, per poi trasportare e stoccare lo stupefacente in vere e proprie basi logistiche a Gela, dove veniva distribuito. 15 persone sono state arrestate dai carabinieri per una serie di delitti, tra i quali, oltre lo spaccio di stupefacenti, anche il porto abusivo, la detenzione d'armi, ma soprattutto il favoreggiamento nei confronti del clan Rinzivillo, la famiglia mafiosa di Gela. Alcuni detenuti raggiunti da ordinanza cautelare in carcere avrebbero partecipato alle attività del sodalizio attraverso i telefoni che tenevano nascosti in cella. Nel corso dell'operazione The Wall, attraverso l'intercettazione di conversazioni sull'acquisto di ingenti quantitativi di stupefacenti tra un cittadino albanese pluripregiudicato residente nell'Interland milanese e un ex avvocato del Foro di Gela, sospeso dall'esercizio della professione forense poiché condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, sono emersi gravi indizi sull'esistenza del gruppo che faceva affari con la droga. I sodali avrebbero anche avuto contatti con il clan Rinzivillo e la famiglia mafiosa di Campofranco per l'acquisto di armi. I proventi illeciti sarebbero confluiti in una cassa comune che veniva chiamata il salvadanaio, utilizzata anche per contribuire al mantenimento dei detenuti o per pagare il manovratore del drone incaricato di recapitare stupefacenti e telefonini all'interno delle strutture carcerarie. A Siracusa 2 corrieri trasportavano in piena notte droga in taxi, ma i poliziotti li hanno riconosciuti e li hanno arrestati. Simona Mazzone. Aprendo il portabagagli del taxi, dentro quello che sembra un comune zaino, ecco la sorpresa che si presenta agli occhi dei poliziotti. 5 panetti di cocaina per un peso di oltre 5,5 kg che immessi sul mercato avrebbero fruttato circa 600.000 euro. Siamo a Siracusa in piena notte e gli agenti sull'auto di servizio percorrono viale Scala Greca, una strada limitrofa alla questura. Riconoscono 2 quarantenni pregiudicati all'interno di un taxi che probabilmente avevano pensato di passare inosservati. Insospettiti, i poliziotti fermano l'auto scoprendo nascosta dentro allo zaino la droga, tutta marchiata Shark con tanto di squalo sulla copertina della confezione. I 2 corrieri ovviamente sono stati arrestati e trasferiti nella casa circondariale di Cavadonna a Siracusa. Ponte sullo Stretto e lavori del PNRR sono obiettivi degli affari della criminalità. Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato, lo ha sottolineato chiedendo rinforzi per gli uffici giudiziari. Francesco Triolo. Gli appetiti delle mafie e della criminalità internazionale sugli appalti del PNRR e del Ponte sullo Stretto. L'argomento è noto, conosciuto anche dalle procure e dal Ministero dell'Interno e se ne è discusso a margine del convegno organizzato dall'Europarlamento all'Università di Messina. In particolare sul ponte è stato il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato, ad accendere i riflettori. Va detto che questa importante opera, come tutte le importanti opere pubbliche in Italia, soprattutto nel meridione, che dubbio c'è, mi immagino soltanto volendo andare a ritroso di circa 40 anni alla ricostruzione del dopoterremoto in Campania, gli appetiti della camorra di allora su quell'importante flusso di denaro pubblico che arrivò in Campania per la costruzione di residenze e di infrastrutture.
È certo che diciamo l'accumulo di ricchezze illecite da parte delle organizzazioni mafiose rientra nella loro vocazione, chiamiamola fra virgolette, naturale, e si tratta peraltro di una vocazione che va a braccetto con l'infiltrazione in genere appalti e subappalti. D'Amato è stato chiaro anche sulle richieste al ministro dell'Interno Piantedosi. Messina, la Sicilia dovranno affrontare con l'avvio della costruzione del ponte un carico importante sia a livello di indagini che di giudizi e serve quindi potenziare le strutture giudiziarie. Truffa Visodent, arrivano i primi rimborsi per i pazienti. Sentiamo Lorena Dolci. Spariti nel nulla lasciando centinaia di pazienti senza cure e pieni di debiti. Arrivano i primi segnali di speranza nell'avvertenza degli studi dentistici Visodent. Uno degli istituti di credito, il Sella Personal Credit, si è infatti dichiarato disponibile a chiudere il finanziamento e a rimborsare al cliente le rate già pagate. Lo annuncia il presidente di Federconsumatori Palermo Giuseppe Lobello. La speranza è che adesso anche altre finanziarie o banche seguano l'esempio. Una scia di debiti e studi abbandonati coperti da scritte ingiuriose lasciate dai pazienti che più volte hanno inscenato proteste. Oltre a Federconsumatori della truffa si stanno occupando anche altre associazioni come Codacons, che ha attivato lo sportello SOS Visodent. Dietro il marchio c'è un dedalo di società che porta ad un gruppo spagnolo non nuovo a reati di frode e riciclaggio. Sulla vicenda Visodent la procura di Catania ha già aperto un fascicolo. Altri tribunali, tra cui quello di Palermo, stanno attendendo le informative finali delle forze di polizia per aprire un'inchiesta sulla base delle numerose denunce arrivate in questi mesi. Si delinea il futuro del reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina dopo l'incontro del Presidente della Regione Schifani al Ministero della Salute a Roma. La struttura sarà collegata a una cardiochirurgia adulti di una città metropolitana. Al centro dell'incontro anche le attività relative all'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa. Desiree Ferlito. Un ulteriore passo in avanti affinché il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina continui a restare un punto di riferimento per la Sicilia. Ad affermarlo è il presidente della regione Renato Schifani, dopo l'incontro al Ministero della Salute a Roma. La soluzione presa in esame è di mantenere la struttura collegata a una cardiochirurgia adulti di una città metropolitana, per mantenere in vita il reparto di eccellenza pediatrico. Al centro dell'incontro anche le attività relative all'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa e, attraverso l'aiuto dei comuni, una maggiore adesione agli screening oncologici. Per il presidente Schifani quello di ieri è il risultato di un lavoro di squadra silenzioso e concreto che continueremo a portare avanti con determinazione. Il governo nazionale, continua Schifani, ha confermato l'attenzione verso la nuova rete ospedaliera siciliana. Continueremo a lavorare in sinergia per offrire servizi sanitari sempre più moderni, efficienti e vicini alle esigenze delle comunità siciliane, accanto a nuove strutture all'avanguardia per le quali abbiamo già messo in campo risorse per oltre 1 miliardo di euro. Carlo Calenda, il leader di Azione, sbarca in Sicilia la settimana dopo lo scontro verbale con Schifani. Però non porta pace, non cerca pace, piuttosto rincara la dose e parla di una Sicilia da commissariare, di un governatore che offende l'intelligenza dei siciliani. Manlio Viola. Bisogna commissariare la Sicilia, deve essere lo Stato a erogare i servizi, non c'è un'altra soluzione. Carlo Calenda, leader di Azione, a 4 giorni dallo scontro verbale alla festa dei giovani azzurri con il presidente della regione Renato Schifani, che lo accusa di aver offeso la Sicilia e i siciliani, sbarca nell'isola per rincarare la dose. Parla di una Sicilia dove non funziona niente per colpa della regione e nega di aver offeso i siciliani. Al contrario, sostiene, da eletto in Sicilia, che la sua è una battaglia per i siciliani. Ciò che offende la Sicilia è il modo in cui lui gestisce le nomine di società che dovrebbero fare il servizio, il bene dei siciliani e che vengono usate come scambio addirittura per i tesseramenti al congresso di Forza Italia. Per Calenda la situazione è ormai incancrenita, lo statuto autonomistico ha fallito e la situazione può solo peggiorare. Noi vedremo un continuo, neanche troppo lento, come succede sulla sanità,
smembramento di questa regione ad opera di una classe di feudatari che la sta opprimendo. Poi attacca sulle mancette, sulla crisi idrica che non viene gestita, sulle nomine appena fatte e porta ad esempio di clientelismo politico la scelta del giovane Luigi Genovese quale presidente AST. Chi insulta i siciliani è un governatore che prende un ragazzo che sarà un bravissimo ragazzo ma non ha nessuna esperienza per fare il presidente dell'autorità per i trasporti, della società che si occupa dei trasporti. In Sicilia è il posto in cui meno in Italia vengono usati il trasporto pubblico, e gli si dice: siccome io ho bisogno del supporto di Lombardo te lo faccio fare. Questo è l'insulto alla Sicilia. Insomma, la campagna elettorale in vista del 2027 si è aperta oggi. Trova un portafoglio con 700 euro e lo restituisce al proprietario. Il gesto di onestà di un venditore ambulante del Senegal. Ce lo racconta Lorena Dolci che lo ha incontrato. Che cosa avreste fatto voi trovando a terra un portafoglio pieno di soldi? A volte è proprio difficile resistere alle tentazioni, ma Samba non ci ha pensato due volte a restituire un borsellino con ben 700 euro. Questa storia l'abbiamo già raccontata dal punto di vista del legittimo proprietario, ma abbiamo rintracciato l'autore di questo gesto di onestà, un venditore ambulante senegalese che si è presentato con l'oggetto smarrito ad un incredulo elettrauto di Giardini Naxos. Tu sei Salvatore. Mi dice sì, mi serve qualcosa, ho detto no, hai perso qualcosa, poi lui fa così. No, non può succedere, non è quello che penso io. Amore, senti, qua c'è un miracolo, e senti subito, te lo giuro, perché lui non lo credevo, veramente, perché era nel carabiniere per fare le denunce. 31 anni, da 16 in Italia, con regolare visto, avendo raggiunto il padre che già viveva qua, Samba lavora tutta la settimana nei mercatini e fiere della provincia di Catania. Per lui non c'è niente di eccezionale. Io so cosa posso fare, cosa non posso fare, in religione è vietato mangiare i soldi che non sono i tuoi, per questo io non potevo fare questa cosa. Anche i miei genitori, loro hanno educato noi che una cosa che non è tua tu la devi restituire. Eppure quei 700 euro avrebbero potuto fare comodo a Samba, che messo da parte il sogno di fare il camionista, spera prima o poi di tornare al suo paese. Può essere che quando ce l'ho anche i soldi che ho messo da parte, forse tornerò al mio paese, faccio altre cose. Adesso una breve pausa, tra poco. A Catania presentata McFruit 2026 che si terrà a Rimini il prossimo aprile. Tante le eccellenze siciliane in vetrina. Tonino De Mano. Avocado e mango in copertina, le eccellenze siciliane in vetrina. È stata presentata a Catania l'edizione 2026 di McFruit, la fiera della filiera internazionale dell'ortofrutta che si svolgerà a Rimini dal 21 al 23 aprile 2026. La città romagnola sarà un luogo dove presentare quello che l'Italia sa fare e offrire nel settore ortofrutticolo, confrontandosi con il mondo intero per la presenza in questa manifestazione di tante imprese e nazioni estere. Un motivo di vanto per il ministro all'agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, intervenuto dal Sudafrica con un videomessaggio. È una grande vetrina che ho avuto modo di apprezzare in tutte le edizioni a cui ho potuto partecipare, un luogo nel quale c'è l'occasione di tante nazioni di conoscere quello che l'Italia sa fare ed offrire, ma anche per altre nazioni di valorizzare i loro prodotti. Sicilia, terra di sole, mare e agrumi. Per il Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia è un punto d'incontro molto utile con i buyers, con i consumatori e con tanta gente che viene da tutto il mondo e da tutta Europa, quindi è una fiera molto importante e quest'anno lo sarà sicuramente ancora di più. Agrumi, pistacchi, fichi d'India, pomodori, vini, uva, capperi, la lista DOP cresce di anno in anno con la Sicilia sempre più protagonista a tavola e non solo. Spiagge meno affollate, clima estivo e ancora tanti eventi e sagre in numerosi comuni. La Sicilia si piazza in vetta alle mete preferite per le vacanze di settembre. Veronica Barbadino. Mentre le famiglie con figli si preparano alla scuola e chi è riposata ad agosto è pronto a tornare al lavoro, oltre 10 milioni di italiani in queste settimane sono in vacanza. Un flusso in crescita rispetto allo scorso anno, che consagra settembre il mese delle vacanze consapevoli. Secondo un'indagine di Confcommercio, infatti, ad incoraggiare la scelta della bassa stagione, il minor affollamento delle località turistiche e i prezzi più convenienti, oltre a un ricco calendario di eventi e sagre.
La Sicilia si piazza ai primi posti con le alte temperature di questi giorni e il sole che continua a riscaldare città d'arte e spiagge. Ragusa si conferma tra le mete preferite. Noi registriamo un aumento di circa il 10% rispetto allo scorso anno, con una presenza di italiani che è in lieve aumento. Nel nostro caso la gran parte dei viaggiatori non provengono dal mercato italiano, sono per lo più turisti provenienti da Stati Uniti, Francia e Germania. Questi sono i nostri principali mercati. Ciononostante stiamo notando un aumento considerevole di presenze anche di italiani durante questo periodo. Questo non fa che confermare che la Sicilia può sfruttare questo mese per trasformarlo in una vera e propria seconda estate, quindi che può perdurare anche nel mese di ottobre e perché no anche nella prima parte di novembre. È la fotografia di un'Italia a cui piace viaggiare anche fuori dall'alta stagione e che rende sempre più concreta la destagionalizzazione del turismo, la vera sfida del settore. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, prosegue il lavoro del Palermo in vista del match al Barbera contro il Bari, prevendita a gonfie vele e tanto entusiasmo tra i tifosi rosanero. Marco Gullà. Febbre da venerdì sera. Il Palermo si prepara per la sfida del Barbera contro il Bari e a 2 giorni dal match la prevendita va a gonfie vele. Si andrà oltre i 30.000 spettatori, un dato che conferma il trend di questo inizio di campionato con il Barbera, ancora una volta quasi sold out. Tutti carichi, il tecnico Inzaghi in un'intervista dice: voglio riportare il Palermo in Serie A. E allora la tappa di venerdì contro il Bari diviene decisamente importante. Una vittoria infatti permetterebbe ai rosanero di mettere pressione alle dirette concorrenti e provare già una mini fuga. Inzaghi valuta qualche novità. Il Palermo è entrato in un vero e proprio tour de force. Martedì 23 sarà impegnato in Coppa Italia a Udine, mentre il 27 è attesa la sfida al Cesena. Per questo motivo il tecnico potrebbe optare per rotazioni mirate, così da mantenere alta l'intensità e garantire a più giocatori possibile il giusto ritmo partita. Brunori e Palumbo vanno verso una maglia da titolare. Possibile panchina per Ledu Aron e Giasi, probabilmente out di Achité, fermato a inizio settimana da un forte attacco di gastroenterite. Occhio all'infermeria in casa Catania. Toscano deve fare i conti con diversi assenti per infortunio. L'ultimo il difensore Martic contro il Sorrento, però torna a disposizione Guaini dopo la squalifica. Francesco Triolo. Mettersi alle spalle subito i 4 schiaffoni di Cosenza, rialzarsi, riacquistare fiducia. Il Catania prepara la partita contro il Sorrento di sabato pomeriggio con il coltello tra i denti, con l'atteggiamento della cacciatrice ferita, ma pronta a conquistare la preda finale. Toscano deve dimostrare insieme alla squadra che la sconfitta di domenica non è stato un campanello d'allarme, ma solo un passo falso. Per farlo deve vincere e convincere anche nella situazione di difficoltà che sta vivendo in questo periodo. L'attenzione infatti è tutta rivolta all'infermeria, da dove sono arrivate brutte notizie. Martic, uscito zoppicando dal San Vito Marulla, è stato visitato e il responso non è di quelli felici. Strappo all'adduttore con conseguente indisponibilità di circa 2 mesi per il difensore austriaco. A lui si aggiungono anche le condizioni di Aloi, che a Cosenza è rimasto in panchina dopo le noie fisiche accusate nella seduta di rifinitura prima della sfida. In più ci sono le indisponibilità di Rolfini e Caturano. L'unica buona notizia è il recupero di Guaini, che dopo aver scontato le 4 giornate di squalifica, souvenir del playoff della passata stagione, adesso è pronto a tornare in campo con grande voglia di rifarsi dopo un lungo stop. Per Toscano, con il rientro anche di Di Tacchio già a Cosenza, la possibilità di avere alternative importanti in mezzo al campo non è roba da poco in questo periodo. Domenica Trapani impegnato ad Altamura, trasferta anche per il Siracusa che sabato sarà ospite del Crotone. Sergio Colosi. La partenza disegnata a tavolino è realtà. Il Trapani, azzerata la penalizzazione, passa alla seconda fase, salutare la bassa classifica per poi inseguire il miglior posto possibile per i play-off. Prossima tappa domenica pomeriggio in trasferta contro Altamura. Torna disponibile Giron, che ha scontato la giornata di squalifica. Un calendario granata abbastanza intenso, con il derby contro il Catania nel turno infrasettimanale di mercoledì 24 settembre, sia
si arricchisce di un altro appuntamento. Mercoledì 29 ottobre, secondo turno eliminatorio di Coppa Italia al Viviani di Potenza contro il Sorrento in una gara d'eliminazione diretta. Situazione delicata a Siracusa, da gestire l'ultimo posto, 4 sconfitte di fila con matrici diverse e la trasferta di sabato prossimo a Crotone, non esattamente il migliore degli impegni per pianificare il riscatto. Si aggiunge anche la messa in mora di Walter Zenga per 25.000 euro, quale mancato pagamento di 5 mensilità e rimborsi spese. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi lascio alla rassegna stampa curata da Marco Carli. A tutti una buona giornata e appuntamento con Sicilia 24 alle 14. Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania incidente autonomo o speronamento, aperta un'inchiesta sulla morte della 29enne che a bordo di uno scooter ha perso la vita sulla circonvallazione. Il comandante della Polizia Municipale rivolge un appello alla cittadinanza, i residenti invocano più sicurezza. Femminicidio di Alessandra Matteuzzi, definitivo l'ergastolo per Giovanni Padovani, ex calciatore di Serie D della San Cataldese. A Gela, su un'auto rubata e con mezzo chilo di droga, non si fermano all'ALT. Folle inseguimento e la polizia ha fermato e arrestato uno dei fuggitivi, ricercato l'altro a bordo e il complice che lo ha aiutato a dileguarsi. Catania, controlli e sequestro di droga a San Cristoforo, arrestato un 47enne. Emergenza casa, a Palermo sbarca la Commissione europea, visita allo Zene e incontro con il sindaco. Ponte sullo Stretto, primi cantieri a maggio, ciucci su possibili infiltrazioni mafiose. Il rischio c'è, occorre pensare a come porvi rimedio. Calcio, gran pienone domani sera al Barbera, il Palermo sfida il Bari per restare in testa alla classifica di Serie B. In Serie C il Catania cerca riscatto dopo la sconfitta con il Cosenzo, a centrocampo Toscano ritrova Quaini, giocano in trasferta Trapani e Siracusa. Bentrovati, si presenta come un giallo la morte di una 29enne avvenuta ieri, si è scontrata lungo la circonvallazione, viaggiava a bordo di uno scooter. È stata aperta un'inchiesta su questo incidente, ma non è il primo che avviene sulla circonvallazione di Catania. L'ipotesi in questo caso è quello di omicidio stradale. La Polizia Municipale rivolge un appello alla cittadinanza, al centro resta il tema della sicurezza. Marco Carli. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta dopo l'incidente costato la vita a Silvia Gulisano, la donna che avrebbe compiuto 30 anni il mese prossimo e che ha perso la vita mentre stava percorrendo il viale Marco Polo della circonvallazione sulla carreggiata in direzione Mister Bianco. Il reato ipotizzato è omicidio stradale. Si allunga la lista di tragici incidenti sull'importante arteria viaria catanese. Lo scorso maggio in viale Ulisse, sempre sulla circonvallazione, una donna di 56 anni è morta dopo essere stata tamponata da un'auto mentre era alla guida di uno scooter. Le indagini sulla morte di Silvia Gulisano sono affidate alla Polizia Municipale di Catania. Vorrei lanciare un appello, avendo questa possibilità. Chi ha visto qualcosa in occasione dell'incidente che c'è stato ieri mattina o ha sentito dire qualcosa, anche nelle forme che riterrà opportuno, può rivolgersi ai nostri uffici o personalmente al sottoscritto per riferire notizie e informazioni utili a ricostruire l'accaduto. L'idea è di eliminare alcuni passaggi pedonali. Di recente abbiamo stabilito, congiuntamente con l'amministrazione comunale, di eliminare sulla circonvallazione tutti gli attraversamenti pedonali che non siano assistiti da impianti semaforici. Il presidente del terzo municipio chiede la creazione di un tavolo tecnico che riguardi l'intero tratto di circonvallazione che ricade nel territorio Borgo Sanzio. Abbiamo sempre richiesto dei presidi stabili negli snodi viari fondamentali, quali la circonvallazione tutta,
Motta, via Vincenzo Giuffrida, viale Vittorio Veneto. Adesso chiediamo appunto un tavolo tecnico così da affrontare insieme all'amministrazione centrale questa problematica così delicata ed importante. Restiamo a Catania, si attende la decisione sulla convalida del fermo del responsabile dell'accoltellamento di un 20enne egiziano ieri in Corso Sicilia. La dinamica, ricostruita questa volta dal racconto di alcuni passanti, descrive la ferocia di quello che poteva essere un ennesimo omicidio. Desiree Ferlito. È attesa nei prossimi giorni la decisione sulla convalida del fermo del presunto aggressore nordafricano responsabile dell'accoltellamento del giovane egiziano avvenuto ieri al Corso Sicilia di Catania. Anche se dalla procura etnea trapelano al momento pochi dettagli sul movente che avrebbe scatenato la sanguinosa diatriba, ancora una volta a scatenare la violenta rissa potrebbe esserci il controllo del territorio tra extracomunitari irregolari. Sempre lì, in via Carlo Felice Gambino, a pochi metri da dove il 30 agosto scorso è stato ucciso Alessandro Indurre, il 40enne parcheggiatore abusivo colpito con diversi fendenti da un irregolare. La dinamica ricostruita questa volta dal racconto di alcuni passanti descrive la ferocia di quello che poteva essere un ennesimo omicidio. Coltellate e sassi, fino a quando uno dei due contendenti è stato ferito alla testa con quello che potrebbe essere un macete. Il tutto in pieno giorno, sotto gli occhi increduli di passanti e turisti. Corso Sicilia teatro di sangue, dove la presenza di extracomunitari irregolari è diventata sempre più pressante, dove la violenza è diventata sempre più normale, in una città che chiede sicurezza. Condannato in via definitiva all'ergastolo Giovanni Padovani, l'ex calciatore della San Cataldese, modello di 28 anni, che uccise la compagna Alessandra Matteuzzi. Il servizio è di Rita Cinardi. A 3 anni dal femminicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi diventa definitivo l'ergastolo per Giovanni Padovani, ex calciatore di Serie D e modello 28enne che il 23 agosto del 2022 uccise la donna a Bologna colpendola a calci, pugni, colpi di martello e infierendo infine con una panchina trasformata in arma micidiale. La parola fine al processo è stata messa dalla Corte di Cassazione, che ha accolto le richieste del procuratore generale e rigettato il ricorso della difesa dell'imputato. Padovani, che all'epoca dei fatti era in procinto di iniziare il campionato con la San Cataldese, fu messo fuori rosa dalla squadra già al momento del suo allontanamento ingiustificato. Il 28enne, infatti, senza dire nulla, partì alla volta di Bologna per andare ad attendere l'ex sotto casa. Nonostante la relazione tra i due fosse finita, Padovani continuava a tormentarla con chiamate continue, messaggi e appostamenti. Quel giorno l'avrebbe aspettata per più di 2 ore sotto casa e quando lei era arrivata prima l'avrebbe avvicinata per parlare, poi, all'ennesimo rifiuto, l'aveva picchiata fino ad ucciderla. Padovani rispondeva di omicidio aggravato da stalking, vincolo del legame affettivo, motivi abietti e premeditazione. Una perizia aveva stabilito che il giovane era pienamente in grado di intendere e volere dissere in giudizio. Per i giudici l'imputato ha considerato la vittima come un oggetto di proprietà, non come una persona a cui riconoscere il diritto di esprimere una scelta, e l'azione omicida è stata espressione di un intento ritorsivo dell'imputato verso l'insubordinazione della vittima, una punizione, si legge nella sentenza, per essere stato lasciato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere all'udienza di convalida del fermo Giuseppe Gangemi, l'uomo che si è accusato di aver ucciso il cognato Stefano Gaglio, magazziniere della farmacia Sacro Cuore a Palermo. Il suo avvocato, il legale di Gangemi, ha presentato un documento che confermerebbe che il suo assistito sarebbe affetto da schizofrenia. Una notte di paura sulle strade tra Caltagirone e Gela, un'auto rubata, mezzo chilo di marijuana lanciato al finestrino e un inseguimento che ha tenuto col fiato sospeso automobilisti e poliziotti. È stato arrestato un giovane mentre il complice è riuscito a fuggire. Geri Italia. Martedì sera, statale 117 bis, una pattuglia della polizia intima l'alta a una Fiat 500, ma l'auto accelera bruscamente. Inizia così una corsa ad alta velocità che durerà oltre mezz'ora. Gli agenti scoprono subito che la targa corrisponde a un veicolo rubato a Caltagirone appena 6 giorni fa. La 500, con 2 giovani a bordo, zigzaga nel traffico, supera auto in curva, rischia più volte il frontale con i mezzi provenienti dal senso opposto. A un certo punto i fuggitivi lanciano dal finestrino un involucro di cellophane, dentro mezzo chilo di marijuana recuperato da un'altra
pattuglia. L'inseguimento si fa sempre più pericoloso. La Fiat 500 forza un posto di blocco all'ingresso di Gela, sfiora 2 poliziotti e rischia di travolgere un'auto con a bordo una famiglia. Poi la corsa continua dentro il centro abitato, tra le strade strette e le rotatorie imboccate contromano. La fuga termina in un vicolo cieco. I 2 scendono dall'auto e provano a scappare a piedi. Uno di loro, 20 anni appena, viene fermato e arrestato. L'altro riesce a dileguarsi grazie all'aiuto di un motociclista che lo prende al volo e lo porta via. Il giovane finito in manette è accusato di spaccio, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere a disposizione della magistratura. Il complice e il motociclista che lo ha aiutato restano ricercati. Un inseguimento che ha trasformato una notte qualunque in una scena da film d'azione, ma con rischi concreti per chi si è trovato sulla traiettoria della fuga. A Catania quasi 4 kg di droga sono stati sequestrati nel quartiere di San Cristoforo per un valore di oltre 40.000 euro. Arrestato dai carabinieri un 47enne che è stato tratto in arresto in flagranza di reato. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine ed è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Utilizzava come deposito e luogo di occultamento un sottotetto situato nel terrazzo condominiale della propria abitazione in via Santa Maria della Salette. Sono stati trovati anche diversi involucri di marijuana e hashish e materiale per il confezionamento della droga. E sempre a Catania, controlli serrati nello stesso quartiere di San Cristoforo anche dalla polizia, che ha sequestrato un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti e denunciato per maltrattamento di animali un catanese di 34 anni, proprietario di 5 cavalli. Pattugliando via Mulini a Vento, in prossimità di un terreno in stato di abbandono, i cani antidroga hanno segnalato la presenza di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno poi trovato dentro una cisterna di plastica un sacchetto con all'interno cocaina. Durante il controllo della zona, scoperta anche una stalla abusiva e 5 cavalli. Al gestore sono state contestate sanzioni amministrative per un ammontare di 17.000 euro. E adesso andiamo a Palermo per parlare di emergenza abitativo. È sempre più difficile per le famiglie siciliane trovare un alloggio. La Commissione europea è arrivata allo zen. Sentiamo Marco Gullà. In Sicilia è sempre più difficile comprare o affittare casa, con prezzi o canoni degli immobili che crescono rapidamente e redditi che si riducono. E inoltre in aumento il disagio abitativo che coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione con reddito anche medio e soprattutto le giovani coppie. Proprio su questo tema oggi a Palermo e precisamente allo Zen la visita della Commissione europea che arriva dopo che il Parlamento ha detto sì all'uso delle risorse comunitarie proprio per housing sociale. L'accessibilità della casa è sempre più grave come tema, sia per le fasce che da sempre, come questa zona dimostra, da sempre hanno problemi di accesso all'abitare, ma sempre più anche per altre fasce di popolazione che lentamente, a causa del potere d'acquisto sempre più basso e dei costi della casa sempre più alti, pian piano rischiano di scivolare nella povertà. Allo Zen disagio abitativo e sociale, ecco perché fa tappa qui la visita della Commissione europea. Lo Zen è l'icona dell'emergenza abitativa perché si trascina questo problema da 40 anni e quindi viene da chiedersi se è mancata la volontà politica di risolverlo o se, come credo io, c'è stata la precisa volontà politica di mantenerlo. Le priorità dello Zen che abbiamo già verificato e sono state adeguatamente attenzionate anche dal governo Schifani e in precedenza dal governo Musumeci rappresentano un esempio simbolo per l'intera Sicilia e l'Italia. È quella della riqualificazione abitativa, ma è quella anche di una rigenerazione urbana che faccia sentire questi cittadini non di serie B ma di serie A. A Messina l'amministratore delegato della società Stretto ha incontrato prefetto, forze dell'ordine e il vice sindaco della città. Si avvicina infatti il verdetto della Corte dei Conti che in caso positivo farà partire subito i lavori. Francesco Triolo. Il parere della Corte dei Conti sulla delibera del CIPES approvata lo scorso 6 agosto è attesa a giorni. Solo dopo quel passaggio potrà partire ufficialmente la costruzione del ponte sullo Stretto. A fare il punto è stato l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in 1 o 2 giorni sul territorio. Ieri ha incontrato la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, oggi il vice sindaco di Messina, Salvatore Mondello. Io non do scadenze alla Corte dei Conti perché deve svolgere un'attività importante, una verifica di legittimità. Diciamo che ci aspettiamo entro ottobre un tempo possibile per avere l'esito di questo controllo. Ciucci ha incontrato anche prefetto e forze dell'ordine e si è parlato inevitabilmente anche del rischio infiltrazioni.
non siamo così ingenui da non pensare che ci possono essere dei tentativi. Tutte le volte in cui si muovono miliardi, cioè grosse cifre, grossi finanziamenti, questo rischio esiste. L'importante è precostituire strumenti, modalità, procedure in grado di fronteggiare questo tipo di rischio. È interesse, direi quasi egoistico, di Stretto di Messina che l'opera sia realizzata nella perfetta legalità, perché questo consente di realizzarla nei tempi previsti e nei costi previsti. Dopo il via libera della Corte scatterà il programma delle opere anticipate, la progettazione esecutiva e l'avvio della fase espropriativa. 3 le tappe principali: maggio 2026 lavori per imbocchi stradali e ferroviari, settembre 2026 gallerie, svincoli e nuove stazioni ferroviarie, a marzo 2027 il cantiere per l'attraversamento vero e proprio, con conclusione prevista nel 2032. Il Lungomare Fest torna domenica a Catania con chiusura al traffico veicolare dalle 10 alle 19. La giornata, inserita nel programma nazionale di Sport City Day, promossa all'omonima fondazione, verrà a Catania tra le 150 città italiane protagoniste di manifestazioni sportive aperte a tutti, grazie anche alla collaborazione del CONI siciliano e delle associazioni del territorio. Adesso una breve pausa e poi continueremo con altre notizie e servizi. Il carcere di Piazza Lanza a Catania oggi ha aperto le porte alla stampa per presentare il progetto Rigenerazioni. È andata per noi Eva Spampinato. 4 laboratori per restituire il respiro, per dire che c'è una seconda vita oltre le sbarre, una seconda possibilità offerta ai detenuti e alle detenute delle carceri di Catania, Piazza Lanza e Bicocca, Giarre, Caltagirone e dell'Udepe di Catania. Il progetto Rigenerazioni, presentato oggi, ha come capofila la cooperativa Prospettiva in partnership con altre 4 tra imprese e associazioni. È un progetto piccolo come durata, ma molto intenso quanto ai contenuti, perché mira a sviluppare nelle persone detenute quelle capacità e abilità che sono spesso sommesse, inespresse. Questo per esempio è un progetto che è rivolto in particolare a soggetti psichiatrici, a soggetti psicologici e stranieri, che tra tutte le categorie fragili che popolano il carcere sono quelle che più sono vulnerabili. 4 laboratori che aiuteranno i detenuti a sviluppare la cultura della risocializzazione, dalla drammaturgia alla scrittura creativa e teatrale, passando per l'arte terapia e l'ortoterapia. 91 detenuti coinvolti tra uomini e donne. Ti testimonia il grande bisogno di evasione tra virgolette, cioè di riuscire a recuperare parti di vita, di esistenza autentica, che passano anche attraverso il teatro, la scrittura, la riscoperta del proprio linguaggio, sapere di avere un'identità che non è legata soltanto alla tua condizione di detenuto. Ai 4 laboratori si aggiunge un percorso di inserimento socio-lavorativo per le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. L'asino di Pantelleria sarà al centro di un festival che l'Isola proprio gli dedicherà dal 5 al 12 ottobre prossimo. Laura Spanò. Pantelleria si prepara a diventare la prima isola asinabile d'Italia e lo farà nel corso di un evento programmato dal 5 al 12 ottobre che punta a valorizzare il ruolo di questo animale, simbolo di fatica, resilienza e oggi di riscoperta sociale e terapeutica. Si vuole promuovere un turismo sostenibile e riscoprire l'importanza dell'asino pantesco, un festival che si articolerà in 3 momenti: la piazza, i cammini con le passeggiate alla scoperta dei tesori naturalistici di Pantelleria e poi convegni che daranno voce a esperti, scrittori e viaggiatori, dove verranno esplorate le potenzialità della pet therapy, l'asino come compagno di viaggio e le storie di chi ha dedicato la propria vita a questi animali. Organizzatore dell'evento con il comune, l'ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, di cui è presidente Italo Cucci. Questa dell'asinello è una favola moderna e anche antica, perché è il ritorno alla vita nel territorio pantesco di una delle sue creature più amate. Abbiamo saputo di recente che è l'animale più amato dai bambini, è il pet che li rende più sereni e più felici.
A Lampedusa si è conclusa la rassegna di cinema Il Vento del Nord, promossa con il sostegno del Ministero della Cultura. Sentiamo Orazio Longo. 15 titoli sul grande schermo ogni sera davanti al porto degli sbarchi. A Lampedusa si è conclusa nel segno della commedia, con Borotalco di Carlo Verdone, evento speciale dedicato al ricordo di Eleonora Giorgi, e con Follemente di Paolo Genovese. La 17ª edizione di Vento del Nord, la rassegna organizzata con il coordinamento di Laura Dellicolli. Questa rassegna che è stata fatta con tanti omaggi a persone che hanno amato Lampedusa e forse insomma anche con la partecipazione anche solidale di qualcuno che crede moltissimo nel progetto. Programmazione, dibattiti e laboratori nel segno della solidarietà, con una riflessione sul rapporto tra individuo e ambiente per una Lampedusa che non è solo uno spazio geografico ma anche un territorio simbolico di isolamento. Abbiamo fatto una programmazione inserendo degli amici veri dell'isola. Infatti c'è un documentario su Domenico Modugno. Abbiamo iniziato con Respiro, Emanuele Crealese, Valeria Golino, un film che ha fatto storia. Unicorni di Michele Andreozzi è stato premiato dalla giuria dei ragazzi, che ha assegnato anche una menzione speciale alla Vita da grandi di Greta Scarano. Il Vento del Nord è una produzione dell'Associazione Lampedusa Cinema con il sostegno del Ministero della Cultura e il patrocinio del Comune. Questa mattina a Mister Bianco è stato presentato il trofeo podistico Maria Santissima degli Ammalati. 2 le novità di quest'anno. La prima, con una leggera modifica del percorso storico, la manifestazione ha ottenuto l'omologazione FIDAL nazionale e internazionale del circuito 1 chilometro, che sarà ripetuto 10 volte. La seconda è rappresentata da una staffetta mista, ciascuna composta da 4 alunni dei 6 istituti comprensivi Mister Bianchesi, che precederà il trofeo. E adesso sentiamo su questo evento l'intervento del sindaco di Mister Bianco, Marco Corsaro. Siamo orgogliosi di riproporre un evento che ha una caratura certamente internazionale, ma devo dire che sta riprendendo il vecchio credo. Un evento che ha non soltanto una valenza prettamente sportiva, ma una valenza sociale, una valenza culturale, una valenza scolastica, una valenza anche di promozione del territorio, che è importante attraverso gli eventi come questo. Adesso una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, vigilia di match per il Palermo, che domani sera in un Barbera quasi sold out proverà a mantenere la vetta della classifica, che in questo momento condivide con altre 3 squadre. Possibili novità, informazione. Marco Gullà. Solidità difensiva e poi Ampalo. Il Palermo ha 2 elementi fondamentali che in questo momento gli hanno permesso di iniziare con il botto questa stagione. I rosaneri hanno subito un solo gol tra campionato e Coppa Italia, mentre in attacco poi Ampalo ha la media di un gol a gara. Bottino che vorrà incrementare domani sera al Barbera contro il Bari. Si va verso il record di spettatori stagionali, probabilmente oltre 32.000. Nell'anticipo del venerdì il Palermo proverà ad alimentare il suo magic moment. Ci saranno novità di formazione. Sulla tre quarti potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione rispetto alla gara con il Sud Tirol. Inzaghi aveva fatto scelte mirate in base al piano partita, ma contro il Bari lo scenario sarà molto diverso. Probabile dunque il ritorno di Brunori dal primo minuto, mentre l'allenatore valuta anche il debutto da titolare di Palumbo. A centrocampo potrebbe rifiatare Segre con Gomez titolare assieme a Ranocchia. Inizia un mini tour de force per i siciliani, che poi martedì pomeriggio giocheranno a Udine in Coppa Italia e sabato prossimo al Manuzzi contro il Cesena. Il Catania cerca le soluzioni dopo la sconfitta con il Cosenza. A centrocampo tornerà Quaini dopo la squalifica. Sabato al Massimino c'è il Sorrento. Marco Carli. Anche le sconfitte aiutano a crescere. Quella con il Cosenza servirà, ha detto Toscano, che ha visto la sua squadra allontanarsi dalla vetta della classifica dopo il successo della Salernitana con l'Atalanta Under 23, gol di Ferraris, successo che proietta i campani al primo posto del campionato a punteggio pieno. Il Catania perde la vetta ma non la testa, nel senso che la settimana di lavoro è stata improntata a recuperare la capacità di incidere sulla partita, con i duelli ad esempio spesso vinti nelle prime 3 giornate, quasi sempre persi con il Cosenza.
A centrocampo, reparto dove i rossazzurri hanno sofferto al San Vito Marulla, spazio di nuova gente che sa far legna, oltre che dare concretezza al gioco. Non più Jimenez, che resta in ballottaggio con D'Ausilio per il ruolo di trequartista insieme a Cicerelli, ma con Corbari ci sarà Quaini, difficilmente di tacchio, rientrato con il Cosenza, che però ancora non ha ovviamente i 90 minuti sulle gambe. Aloi ha saltato la gara con i calabresi per un problema muscolare da verificare le sue condizioni. Lunetta è l'uomo più in forma e chiede spazio. Per Caturano e Rolfini bisogna attendere dopo il Sorrento. Per il primo l'obiettivo è focalizzato verso la prossima settimana per provare a farlo tornare disponibile, a farlo esordire con la maglia del Catania. Sabato intanto arriva il Sorrento, squadra solida che non ha avuto certo un avvio spedito, un punto in 4 partite, ma nell'ultima ha fatto soffrire la Salernitana, antenne dritte come direbbe Toscano, per riprendere subito a correre. Domenica Trapani impegnato ad Altamura, trasferta anche per il Siracusa che sabato sarà ospite del Crotone. Sergio Colosi. La partenza disegnata a tavolino è realtà. Il Trapani ha zerata la penalizzazione e passa alla seconda fase, salutare la bassa classifica per poi inseguire il miglior posto possibile per i play-off. Prossima tappa domenica pomeriggio in trasferta contro Altamura. Torna disponibile Giron che ha scontato la giornata di squalifica. Un calendario granata abbastanza intenso con il derby contro il Catania nel turno infrasettimanale di mercoledì 24 settembre. Si arricchisce di un altro appuntamento, mercoledì 29 ottobre, secondo turno eliminatorio di Coppa Italia al Viviani di Potenza contro il Sorrento in una gara d'eliminazione diretta. Situazione delicata a Siracusa, da gestire l'ultimo posto, 4 sconfitte di fila con matrici diverse e la trasferta di sabato prossimo a Crotone, non esattamente il migliore degli impegni per pianificare il riscatto. Si aggiunge anche la messa in mora di Walter Zenga per 25.000 euro, quale mancato pagamento di 5 mensilità e rimborsi spese. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, vi lascio a Sicilia 24 Focus, oggi si parlerà di Alzheimer con Roberta Lunghi. Buon pomeriggio.